Allora, intanto buonasera a tutti. Iniziamo con ringraziare i nostri ospitanti, insomma. Io darei la parola, qui siamo alla Confartigianato Imprese, giusto? Di Vicenza. Io do la parola al presidente Cavion che ci fa il suo saluto, insomma, e ripeto, lo ringraziamo ancora e poi iniziamo i lavori che, come sapete, riguardano il tema della, l'abbiamo chiamata così, insomma, di come regolarizzare il lavoro degli immigrati, insomma, a partire dalla situazione data che vede un tema ancora, diciamo, molto molto aperto e una situazione molto molto fluida e in gran parte anche un po' fuori controllo, insomma. Ecco, quindi, Presidente, se... Grazie e buonasera a tutti. È un piacere e un onore ospitarvi nella nostra sede qui di Confartigianato Vicenza, anche perché questo incontro va a rafforzare un po' la collaborazione che abbiamo già con la vostra associazione anche per altri temi tipo l'ITS, che abbiamo avuto degli incontri nel periodo di aprile, ma che avranno anche un seguito, non è che è stata una cosa solo buttata lì, anzi è un lavoro in itinere. È un tema, quello che andate a trattare questa sera, un tema molto importante che ci vede anche come Confartigianato interessati. All'interno della nostra struttura abbiamo un ufficio immigrati già da parecchi anni con un ragazzo, un nostro collaboratore molto preparato che si trova ad affrontare delle tematiche però molto complicate sia per la lingua sia per gli aspetti amministrativi, burocratici e anche per tutta la complessità del tema. È un problema che sentiamo anche come imprese perché, come tutti sapete, all'interno delle nostre aziende abbiamo tanti emigrati e ci sono dei settori molto interessati, tipo i settori dell'edilizia, il settore della concia nella zona di Arzignano, dunque sono temi a noi molto cari e che dobbiamo dare o cercare di collaborare per dare anche quella regolarità e quella sostenibilità che merita questa situazione. Dunque, veramente grazie per aver scelto la nostra sede e anche per coinvolgerci su questo tema molto molto importante. Io mi scuso già in anticipo, resterò con voi mezz'oretta, però ho un altro impegno istituzionale, dopo dovrò lasciarvi, però vi ringrazio ancora, grazie al Presidente, a tutti i vostri ospiti e vi auguro un buon lavoro a tutti. Grazie. Allora, sul piano organizzativo l'incontro si svolge su due, diciamo, sessioni. Una prima parte riguarderà il problema di alcune ulteriori elementi di approfondimento sulla conoscenza del fenomeno, con due punti di vista che presenteremo tra un attimo e che riguardano appunto la Fondazione Moressa con la dottoressa Chiara Tronchin, che parlerà un po' del concetto dell'economia dell'immigrazione, insomma, cioè cosa c'è attorno a questo fenomeno. E poi seguirà invece un intervento, adesso non mi ricordo più il nome perché non trovo la carta, comunque mi aiuti tu casomai, un intervento della dottoressa Chiara Gargiulo della Università di Padova, Dipartimento Scienze Statistiche, che si occuperà più delle dinamiche, diciamo così, professionali del mondo dell'immigrazione. Io dico proprio solo due parole all'inizio per inquadrare il problema. Ecco, la seconda sessione poi riguarderà invece quello che stavo appunto per dire, una serie di contributi, di esperienze anche e di proposte su come portare questo fenomeno, insomma, questa situazione, portarla all'interno di percorsi regolari, diciamo, dal punto di vista sociale, dal punto di vista dell'inclusione, dal punto di vista ovviamente delle condizioni di lavoro. Ecco, perché questo? E questo è quello che volevo brevemente illustrare. Perché
Noi, come sapete, l'Associazione per lo Sviluppo Sostenibile, l'ASVES, si occupa di sostenibilità, in particolare si occupa di far attuare concretamente, insomma, nella vita di tutti i giorni e nelle scelte anche politiche e organizzative delle istituzioni e delle vari settori della società, il tema dell'Agenda 2030 e il tema della sostenibilità, dello sviluppo, che ha diverse facce. L'Agenda 2030 è organizzata su 17 obiettivi da raggiungere appunto entro il 2030, obiettivi che sono stati lungamente discussi prima di arrivare a delle conclusioni, ma quando dico lungamente parlo di qualche decennio, all'interno delle Nazioni Unite, con sessioni anche che si sono concluse con pesantissimi fallimenti, in particolare nel 2001 con il fallimento dell'Assemblea Mondiale delle Nazioni Unite che era su questo tema, nel nuovo millennio. Nel 2015 si è arrivati a definire questa agenda molto dettagliata, 17 obiettivi e articolati in 169 sotto-obiettivi, diciamo, tra cui ce ne sono alcuni, in particolare due, che riguardano direttamente il tema di cui stiamo parlando. Uno è naturalmente l'obiettivo 8, che è il tema del lavoro dignitoso, che significa naturalmente tante cose, che però è strettamente rivolto a non solo alle condizioni di lavoro in senso, diciamo, generale, contrattuale, eccetera, ma è rivolto proprio a impedire che il lavoro diventi sostanzialmente, per usare un termine che è entrato di moda anche che è entrato insomma nel dibattito italiano, un lavoro diciamo così irregolare, paraschiavistico, qualcuno ha anche definito con una ricerca importante, un libro che è uscito qualche tempo fa. Diciamo che il lavoro deve essere un fattore di crescita delle persone, di rispetto dei diritti contrattuali, dei diritti sociali, e l'altro aspetto importante è che il lavoro deve essere, questo è l'altro obiettivo che viene completamente appunto interessato dal tema di stasera, deve essere un fattore di uguaglianza e non un fattore di forte disuguaglianza. Ecco, noi abbiamo questi due temi che vogliamo portare all'attenzione perché riteniamo, ecco, perché questa discussione? E vi prego appunto di portare tutto il vostro contributo, anche poi avremo nella seconda parte molti interventi programmati in questo senso, perché la forza dell'Agenda 2030 dovrà diventare quello delle strategie che si adotteranno in ogni regione, secondo la legge italiana, per realizzarla questa Agenda 2030 e per colmare il distacco, il divario che ancora esiste. Questo di stasera è uno dei fenomeni, e quindi noi questo lavoro come associazione che facciamo con questi, diciamo così, seminari di approfondimento, è proprio quello per contribuire. Poi noi abbiamo anche contribuito con la regione a far nascere la strategia, è stata la prima regione, il Veneto, che ha costruito una strategia, sia pure molto molto generale ancora, sulla sostenibilità misurata sulla nostra regione. Però adesso siamo nella fase in cui questa strategia deve entrare nel merito, e questo argomento, anche per le dimensioni che ha, e poi sentiremo, e anche per le forti contraddizioni che porta al suo interno, è uno degli elementi più importanti rispetto al tema sociale, no? Quindi la sostenibilità è di tipo ambientale, di tipo sociale, di tipo economico, si deve combinare un po' in questi tre fattori, le istituzioni devono essere il quarto fattore che aggrega questo fatto, e quindi ecco, su questo quindi quello che sentiremo e quello che diremo nei nostri interventi servirà poi per portare nel rapporto con la regione e nel rapporto anche con tutti i vari soggetti associativi di natura economica, di natura ambientale, di natura sociale che sono interessati, a portare a fare dei passi avanti nella strategia. E quello che proponiamo stasera, cioè dare delle regole che siano, come dire, compatibili con appunto gli obiettivi di uguaglianza, gli obiettivi di legalità, gli obiettivi di sviluppo serio e sostenibile, dare delle regole a un fenomeno come questo, che ha una rilevanza, sentiremo, molto importante in Veneto, sia nella sua dimensione ma anche nella sua, diciamo così,
essere proprio borderline in maniera molto grave sui confini, è un punto veramente importante. Quindi ascoltiamo queste 2 prime relazioni, ho presentato comincerà la dottoressa Chiara Tronchin della Fondazione Moressa e poi seguirà Chiara Gargiulo e poi seguiranno gli interventi previsti nell'ordine previsto per dare a questo dibattito insomma anche una dimensione poi di concretezza rispetto ai percorsi poi che si faranno a livello istituzionale nel Veneto e con le associazioni economiche e sociali. Quindi con questo spirito, dottoressa Tronchin, le diamo la parola e la ringraziamo anche per la presenza. Approfitto per ringraziare tutti perché la partecipazione è assolutamente volontaria e disinteressata, nel senso che insieme facciamo un lavoro laboratoriale, diciamo, per cercare di avere qualche idea e qualche forza in più poi nella costruzione di questa di questa strategia per la sostenibilità nella nostra regione. Bene, grazie dell'invito, buonasera a tutti. Io sono appunto uno dei ricercatori della Fondazione Leone Moressa che da anni studia l'immigrazione dal punto di vista economico, quindi da un punto di vista un po' particolare. E infatti la prima domanda che è giusto farsi è perché gli immigrati incidono a livello economico in un paese. Semplicemente perché la maggior parte degli immigrati lascia il proprio paese di origine per motivi di lavoro. Lo facevamo noi dal 1860 fino al 1980, quando ci spostavamo per cercare nuove opportunità di lavoro. Lo fanno oggi i nostri ragazzi, i cosiddetti cervelli in fuga, che cercano in altri stati opportunità migliori. Lo fanno anche gli immigrati che arrivano nel nostro paese per migliorare le proprie condizioni economiche. Ce lo dicono i dati. Infatti qui vedete la serie storica dell'incidenza degli occupati stranieri sul totale occupati e l'incidenza della popolazione straniera sul totale della popolazione. Vedete che da sempre gli stranieri incidono di più sugli occupati rispetto alla popolazione italiana. Per dirlo con altri numeri, nel 2020 su 100 cittadini stranieri 47 risultava occupato. Gli italiani, la percentuale si abbassa al 38%. Detto questo, chi sono gli stranieri in Italia? Si tratta di più o meno 5 milioni di persone, di stranieri residenti, l'8,4% della popolazione, nel 30% dei casi provengono da paesi UE e la nazionalità più presente è la Romania, con oltre 1 milione di individui, seguono Marocco e Albania. Vi è una maggioranza femminile, il 52%, soprattutto per quel che riguarda i paesi dell'Europa dell'Est, e questo proprio per il fenomeno tipicamente italiano dell'assistenza agli anziani. Quindi il fenomeno delle badanti ha portato molte donne dei paesi dell'Est nelle nostre città. Sono più giovani degli italiani, l'età media è 35 anni, la nostra età media è 46 anni e questo grafico che mostra la struttura della popolazione vi fa vedere che si concentrano principalmente sull'età lavorativa. Il 77% degli stranieri in Italia ha tra i 15 e i 64 anni. Incidono molto poco sugli anziani, solo il 5%. Incidono di più sui bambini, il 17% ha dai 0 ai 14 anni. Detto questo, vediamo l'impatto economico. Sono 2,3 milioni gli occupati stranieri in Italia, ovvero il 10% del totale degli occupati. È un dato in crescita, dal 2010 sono cresciuti del 21%. Si tratta di un'occupazione complementare e questo è importante dirlo perché italiani e stranieri fanno lavori diversi. Gli stranieri tendenzialmente fanno lavori poco qualificati, mentre gli occupati italiani si collocano nelle professioni più qualificate. Per darvi qualche numero, il 68% dei domestici è straniero, il 56% delle badanti è straniero, il 40% dei venditori ambulanti è straniero, il 32% degli operatori agricoli. Quindi tendenzialmente fanno lavori diversi. Le prime 5 nazionalità comprendono il 50% degli occupati e ovviamente riflettono la presenza delle nazionalità nel nostro territorio. Infatti gli occupati a livello di nazionalità più presente sono i rumeni.
L'impatto del Covid. Il Covid si è abbattuto in misura maggiore negli occupati stranieri rispetto a quelli italiani. Questo perché, oltre a fare lavori poco qualificati, fanno anche lavori più precari e spesso stagionali. Fate conto che su 456.000 posti di lavoro persi, il 35% era degli stranieri e in particolare il 24% era delle donne straniere. E questo ha fatto sì che sia crollato il tasso di occupazione degli stranieri. Quindi nel 2020 si è verificato un episodio particolare, nel senso che l'Italia era uno dei pochi paesi europei ad avere un tasso di occupazione degli stranieri, degli immigrati maggiore di quello degli autoctoni. Nel 2020, con il Covid, con l'impatto della crisi economica dovuta al Covid, gli stranieri hanno un tasso di occupazione più basso, leggermente più basso. Qui avete la serie storica del tasso di occupazione degli stranieri e degli italiani e vedete che il divario a favore degli stranieri è sempre stato abbastanza ampio. Si era abbassato un po' con la crisi economica, aveva ripreso successivamente, il Covid l'ha fatto crollare. Occupati che non sono solo lavoratori dipendenti, ma sono anche imprenditori. Nel 2020 abbiamo 740.000 imprenditori nati all'estero. Tra l'altro, a differenza dei dipendenti, hanno continuato a crescere anche nell'anno della pandemia, di poco, ma comunque sono cresciuti. Quindi possiamo dire che in Italia il 10% degli imprenditori è nato all'estero. Ovviamente si tratta di imprese non molto strutturate, spesso legate a motivi legati al permesso di soggiorno, alla mancanza di redditi, quindi dalla necessità di lavorare. A volte invece si tratta dell'operaio che una volta che ha imparato il mestiere si mette in proprio. Le principali nazionalità sono la Cina, 76.000 imprenditori nati all'estero, la Romania e il Marocco. Vi è una maggiore incidenza nelle costruzioni e nel commercio. Un'altra cosa importante da dire sull'imprenditoria straniera è che è molto localizzata. Il 60% degli imprenditori si colloca in 5 regioni ed è così localizzata anche a livello territoriale che in alcune aree l'incidenza supera di molto il 10%. Un esempio è Prato. A Prato un imprenditore su 4 è nato all'estero. Detto questo, ovviamente questa occupazione straniera, crea anche un impatto fiscale. Da sempre ci si interroga quanto sia un costo o un beneficio avere degli immigrati nel nostro paese. La fondazione negli ultimi anni cerca di fare un bilancio, quindi mette in fila le entrate dovute ai gettiti fiscali e previdenziali degli stranieri e le loro uscite. Ovviamente bisogna fare 2 premesse, vengono presi in considerazione gli stranieri residenti in Italia, quindi 5 milioni, e si tratta ovviamente di flussi monetari. Non possiamo stimare i benefici, che non sono monetari, come la presenza delle badanti nella gestire gli anziani, come i non benefici che può portare una presenza migratoria in alcuni territori, magari a livello di percezione di minore sicurezza dei cittadini italiani. Quindi quello che noi quantifichiamo è tutto quello che è monetarizzabile, ovvero il gettito fiscale dovuto dall'IRPEF, dall'IVA, dalle altre imposte, dai consumi, permessi, tasse, lotterie, ai contributi previdenziali che comunque servono per finanziare le pensioni attuali, alle uscite legate alla sanità, all'istruzione, ai servizi sociali, giustizia e immigrazione. Vengono considerati ovviamente anche i costi dell'accoglienza e anche i costi previdenziali, però come abbiamo visto prima nella struttura degli stranieri, al momento sono più giovani, quindi incidono meno a livello previdenziale e incidono meno anche a livello sanitario. Quindi la differenza tra le entrate e le uscite, malgrado facciano dei lavori meno qualificati, al momento è positiva ed è pari a 500 milioni di euro. Questo è sono i costi-benefici riferiti al 2018, abbiamo fatto ovviamente anche i costi-benefici riferiti al 2019 che verranno presentati il 15 ottobre a Roma presso la Camera dei Deputati, quindi ovviamente non posso anticiparvi, comunque rimane positivo il saldo anche del prossimo anno.
rimane positivo, malgrado questo beneficio sia frenato dalla presenza di lavoratori stranieri irregolari. Irregolari perché fanno un lavoro informale, irregolari perché non hanno un permesso di soggiorno che gli consente di accedere al mercato, diciamo, del lavoro regolare, quindi di pagare le tasse. L'ISMU stima che la presenza irregolare, quindi legata al permesso di soggiorno, è pari a 517.000 immigrati al 1° gennaio 2020. Questa presenza irregolare è stata messa in risalto nel periodo del Covid. Questo perché le persone che lavoravano nelle famiglie o anche nelle aziende in maniera irregolare non potevano più muoversi durante il lockdown, quindi si è posa di nuovo questa attenzione. In più mancavano stagionali per lavorare in agricoltura. Questo ha fatto sì che per il personale domestico e per l'agricoltura si sia messa in atto una sanatoria che ha visto 220.000 domande presentate, sempre nel settore domestico e agricolo. Noi abbiamo stimato che solo per la gestione amministrativa di queste entrate, tra i costi e le entrate, l'Italia ha avuto un beneficio di 30 milioni di euro. E l'impatto futuro in questi lavoratori che entrano nel mercato formale, quindi attraverso IRPEF, tasse e contributi, potrebbe essere pari a 363 milioni di euro. Attualmente però di queste 220.000 domande presentate sono stati rilasciati solo 60.000 permessi, quindi il 26% delle domande rilasciate. Quindi capite che esiste comunque anche un problema burocratico. La sanatoria, che comunque è uno strumento un po' contraddittorio perché regolarizza posizioni che sono irregolari, viene anche frenata da problemi burocratici. Detto questo, vediamo qualche numero sul Veneto. In Veneto abbiamo 481.000 stranieri, quasi il 10% della popolazione, di cui quasi la metà lavora, 248.000 occupati stranieri. Il 12% degli occupati in Veneto sono stranieri. Producono PIL, il 10% del PIL regionale. Si tratta anche di imprenditori, anche nel Veneto gli imprenditori nati all'estero hanno continuato a crescere anche nell'anno della pandemia e sono quasi 64.000. Il 9,5% degli imprenditori totali sono nati all'estero e anche contribuenti nati all'estero. Il 13% dei contribuenti del Veneto sono nati all'estero. Bisogna però anche dire che anche qui incidono i lavori di bassa qualifica. Infatti il reddito medio che dichiarano è circa 8.000 euro più basso di quello degli italiani. Arrivando alla fine di tutti questi numeri, possiamo dire che quindi attualmente nel nostro paese l'immigrazione ha un impatto positivo. Impatto positivo generato dai 2,3 milioni di occupati stranieri, che non sono in concorrenza con gli italiani, in quanto fanno altri lavori più a bassa qualifica, il che però ha la contropartita che sono meno produttivi e hanno un minore impatto sulla nostra fiscalità. La crisi del Covid ha riguardato soprattutto gli stranieri. Malgrado questo, l'impatto fiscale tra i costi e i benefici di avere l'immigrazione nel nostro paese è positivo, è però frenato dal lavoro nero, dalla poca mobilità sociale e dalla presenza irregolare. Quindi noi come fondazione riteniamo che sostenere la regolarità e l'integrazione non è solo un beneficio per lo straniero che è nel nostro paese, ma è un beneficio in realtà per tutto il paese. E con questo ho concluso e vi ringrazio. Grazie. Dottoressa Gargiulo. Dipartimento di Statistica dell'Università di Padova, Scienze Statistiche, giusto? Corretto. Buonasera a tutti.
Non mi si sentiva. Ok. Con questo intervento vi mostrerò qualche caratteristica della presenza straniera nel mercato del lavoro veneto. La componente immigrata, come è già stato spiegato dalla collega e come è noto, si è consolidata negli ultimi decenni nel mercato del lavoro veneto e più in generale nel mercato del lavoro italiano. Prego, prego. No, per capire, perché bisogna essere regolari su queste cose. Bene, dicevo, la componente immigrata nel mercato del lavoro veneto italiano è una componente strutturale ormai della vita produttiva del nostro paese. Il Veneto è una delle prime regioni d'Italia per la consistenza della popolazione straniera. Al 2020 era al 6° posto, con circa 10 stranieri ogni 100 abitanti. E di conseguenza è anche una delle prime regioni con l'incidenza di lavoratori stranieri sul totale degli occupati più alti. Sempre al 2020, come ha mostrato la collega, c'erano 250.000 lavoratori stranieri che corrispondono a circa l'11% di tutti i lavoratori immigrati italiani e che pesano sull'economia veneta al 12% in termini di proporzione sulla totalità degli occupati. Bene, premesso tutto ciò, questa presentazione sarà divisa in 2 parti. Nella prima parte vi mostrerò alcune caratteristiche con indicatori di performance del mercato del lavoro, alcune caratteristiche e differenze fra italiani e stranieri. Li distribuisco solo dopo. No. Nella seconda parte focalizzeremo l'attenzione solamente sugli occupati in Veneto sempre, guarderemo delle differenze contrattuali fra italiani e stranieri e poi ci focalizzeremo sulle principali professioni svolte dagli stranieri in Veneto. I dati che utilizzo sono dati sulla rilevazione delle forze di lavoro, è l'indagine più grande e importante probabilmente in Italia su questo tema. È un'indagine continua, quindi tutte le settimane dell'anno sono rappresentate e rappresentabili. Adesso non mi focalizzerò nello spiegare i dettagli metodologici dell'indagine che forse qualcuno di voi conosce anche già. Volevo solo dirvi che io ho utilizzato i dati trasversali della popolazione veneta in età lavorativa, quindi dai 15 ai 65 anni, per tutti gli anni dal 2012 al 2020. Quindi ho considerato insieme praticamente l'ultimo decennio. Bene, allora queste sono le proporzioni per condizioni occupazionali di italiani e stranieri. Si vede che più del 60% delle persone intervistate stavano lavorando al momento dell'intervista e questa proporzione è leggermente più alta tra gli italiani con un gap diciamo di 3 punti percentuali. In realtà, stratificando la popolazione per 2 delle variabili demografiche più importanti, che sono sesso ed età, la storia parzialmente cambia. Questa è la stessa distribuzione per diversi gruppi di popolazione. Allora, innanzitutto si vede che le differenze sono maggiori tra la popolazione under 40 e con segni diversi tra uomini e donne. Allora, nel mondo maschile abbiamo una proporzione di occupati superiore tra gli stranieri, pari al 74% contro il 65% degli italiani. Il contrario accade nella popolazione femminile, dove abbiamo una proporzione di occupate straniere più bassa e con un gap, tra l'altro, più grande rispetto agli uomini. E l'altra cosa che vorrei far notare sono le proporzioni di inattivi, cioè persone che non stanno né lavorando né cercando lavoro al momento dell'intervista. Queste proporzioni sono sempre più alte tra gli italiani, con un'eccezione delle donne under 40 straniere, dove il 50% di questa popolazione è inattiva. Vuol dire che al momento dell'intervista una donna straniera under 40 su 2 non stava né lavorando né cercando lavoro.
Bene, questa è l'evoluzione dei tassi, non son più proporzioni, sono tassi, quindi la storia cambia, soprattutto per quanto riguarda il tasso di disoccupazione, perché, è rapportato solamente alle forze di lavoro, non abbiamo più il denominatore, la popolazione totale. Comunque quello che interessa a noi in questa sede è guardare il tasso di occupazione che, risulta esser stato negli ultimi circa 10 anni, da dopo la crisi in poi, sempre in crescita, in trend crescente diciamo, e superiore per gli italiani, con chiaramente si vede la diminuzione nell'ultimo anno data dal Covid, che diciamo in questa sede cioè io non approfondirò. Bene, questi sono i principali punti di quello che abbiamo visto fino a questo momento. Da questo momento in poi ci focalizziamo sulla sola popolazione occupata. Bene, questa è la distribuzione della popolazione occupata sempre veneta per tipologia contrattuale, suddivisa in contratti a tempo dipendente, a contratti dipendenti a tempo determinato e indeterminato e contratti indipendenti. Gli indipendenti comprendono gli autonomi e i contratti di collaborazione, che comunque sono una percentuale molto bassa sul totale degli indipendenti. I contratti dipendenti sono la maggioranza dei contratti, questo vale un po' ovunque, con percentuali più alte tra gli stranieri. Infatti superano quasi sempre il 90%, l'unica eccezione è rappresentata dagli uomini stranieri con più di 40 anni, lavoratori con più di 40 anni, per cui abbiamo una percentuale di indipendenti pari al 14%, in tutti gli altri gruppi di stranieri siamo sotto al 10% di indipendenti. Di tutti quindi i contratti dipendenti che sono la maggioranza a sua volta sono contratti a tempo indeterminato. Qui ho riportato la proporzione di tempi indeterminati sul totale di contratti dipendenti. Questa volta le differenze tra italiani e stranieri, tra gli under 40, sono molto basse, mentre sono un po' più accentuate tra gli over 40, sia tra gli uomini che tra le donne. Quindi gli stranieri uomini e le straniere donne occupate hanno con un po' meno probabilità contratti a tempo indeterminato rispetto agli italiani. Bene, l'ultima tema che vorrei affrontare riguarda le professioni. Allora, la rilevazione del continuo delle forze di lavoro permette di rilevare, oltre all'attività economica dell'attività principale, anche la professione classificata con un sistema articolato su diversi livelli. Quindi è possibile passare da un livello molto generale a un livello molto dettagliato. Sono partita dalla classificazione più ampia possibile, quindi qua abbiamo tutte le professioni separate, cioè suddivise in 9 grandi gruppi professionali. Queste percentuali sono le percentuali di stranieri occupati in ogni gruppo professionale. Cosa significa? Significa che fra il totale degli occupati il 12% è straniero. E all'interno di ogni gruppo, per esempio, fra il totale degli imprenditori e l'alta dirigenza, il 3,4% è straniero. Dopodiché si può fare questa analisi anche separatamente per gruppo. Quindi, per esempio, fra il totale degli imprenditori uomini, il 2,8% è straniero. La prima cosa che salta all'occhio guardando questa tabella sono le percentuali basse di stranieri nei gruppi professionali altamente qualificati e le percentuali molto più alte nelle professioni meno qualificate. Di tutti i lavoratori non qualificati il 34% è straniero, questa percentuale sale al 37% se si considerano le donne e sale ancora di molto tra gli under 40, cioè quasi un lavoratore, tra tutti i lavoratori non qualificati, quasi 1 su 2 è straniero, se stiamo parlando di lavoratori più giovani. Gli altri gruppi di professioni con percentuali alte sono gli artigiani e gli operai specializzati e i conduttori di impianti e di macchinari, di cui su 10 lavoratori
di questi gruppi quasi 4 sono stranieri e su 10 lavoratori giovani più della metà, quindi il 55% sono stranieri. Sto considerando queste percentuali. Bene, la cosa interessante di questa variabile nelle forze di lavoro appunto è che è possibile andare molto più nel dettaglio. Adesso dovrebbe essere arrivata. Ok, questa è una tabella con la proporzione di stranieri occupate nelle nelle professioni con una percentuale più alta. Cosa ho fatto? Ho preso tutte le professioni con più di 30 stranieri per una questione di robustezza dei risultati e ho trascritto qui tutte le professioni con una proporzione più alta del 12%, che è quella media nella popolazione. Allora, sicuramente ci sono delle proporzioni molto alte, come abbiamo visto, in professioni poco qualificate. Il 70% di tutti i collaboratori domestici veneto è straniero, il 44% dei facchini, il 41% dei braccianti agricoli. Quello che è interessante è vedere che ci sono intere branche di lavori più qualificati dell'industria, dell'artigianato, dei servizi di ristorazione che con percentuali di stranieri molto molto alti. E questo vale appunto per l'industria, conciatori di pelli il 70%, quasi il 70% sono stranieri, e montatori di prefabbricati il 57% e così via. E molto nei servizi di ristorazione alberghieri, il 44% dei camerieri di albergo sono stranieri e così via. Adesso questa tabella ve la potete tenere, studiare, guardare. Quello che mi premeva dire è che non è vero che la presenza degli stranieri è totalmente o quasi esclusivamente concentrata nelle professioni a basso reddito, a bassa qualifica, dove non è necessaria nessun tipo di preparazione, di istruzione. Ci sono intere branche del mercato del lavoro veneto che senza gli stranieri rimarrebbero con una domanda e probabilmente senza risposta. E io con questo ho terminato e vi ringrazio. Allora, il quadro è appunto delineato e mi pare che esce con forza quello che in realtà sappiamo, più o meno abbiamo intuito, cioè che la dimensione del fenomeno è una dimensione non solo molto, molto alta, molto stratificata, ma è anche molto importante per gli assetti economici, sociali della nostra economia, tanto più che quello che ovviamente non può emergere da questi dati, perché i dati per loro natura riguardano le cose che si sanno, si conoscono, insomma, eccetera, è che è altrettanto alta la situazione di, diciamo così, irregolarità, di marginalità, che si organizza anche sostanzialmente, no? Vicende anche ultime che abbiamo sentito, senza entrare nel merito perché non è lo scopo di stasera, però ci dicono, e anche l'esperienza, insomma, la conoscenza che ognuno di noi ha, che sostanzialmente in determinate aree, in determinati settori esiste un mercato del lavoro parallelo, gestito in maniera totalmente irregolare e totalmente quasi schiavistica, che è però molto innervato, insomma, nel territorio. Allora, la domanda che ci poniamo, e quindi chiamo il professor Dalla Zuanna a farci alcune riflessioni su questo e alcune proposte, è quello di dire la rilevanza del fenomeno è molto alta, l'importanza per l'economia ma anche per la demografia veneta è molto alta, perché sappiamo che come il resto d'Italia la nostra è una regione in inverno demografico prolungato che non accenna a modificarsi. Si può tollerare non solo sul piano, diciamo, etico-morale, ma anche sul piano strettamente economico-funzionale un tasso così alto di irregolarità? No. Bisogna mettere in campo delle strategie, degli interventi, degli accorgimenti, delle scelte che permettano di dare a questo fenomeno
una regolarizzazione, eccetera, con tutti gli annessi e connessi, che permetta di rispondere non solo ai requisiti, come dicevamo, dell'Agenda 2030, ma di rispondere anche a un'idea di società che tiene insieme le persone su un patto forte e non su un patto basato appunto su irregolarità e sostanzialmente, insomma, anche se è un termine che non si usa più, sfruttamento al livello molto 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 basso o molto alto se parliamo di sfruttamento. Quindi Giampiero Della Zuanna lo conoscete tutti, insomma, professore di statistica, mio collega anche in Senato nella scorsa legislatura, che su queste cose avanzerà delle proposte sulle quali poi sentiremo gli approfondimenti delle varie persone che abbiamo chiamato a parlare per trovare, insomma, insieme una strada da portare, come dicevo prima, poi all'interno di una strategia regionale che affronti seriamente questo problema. Sì, sì, buonasera a tutti. Naturalmente potrò fare solo dei flash che poi verranno approfonditi e mi perdonerete se taglierò un po' con l'accetta le cose, no? Perché sono cose abbastanza complicate. Allora, prima cosa, senza dubbio la premessa per riuscire a fare qualcosa di sensato sugli stranieri è sostituire l'ideologia col pragmatismo. Cioè, se noi continuiamo a partire su questo tema con un approccio ideologico, non facciamo niente perché non è possibile. Ma parlo ideologico non solo prima gli italiani, eccetera, ideologico anche dire gli stranieri sono tutti buoni. Cioè, non funziona così. Cioè, i posti in cui si riesce ad avere sugli stranieri, sul discorso dell'immigrazione, un andamento, diciamo, cioè, l'approccio con l'immigrazione è sempre complicato. Proprio oggi leggevo la tesi di uno studente che è andato parlava dell'immigrazione italiana in America fra il 1880 e il 1920, no? Mi pareva di leggere le cose di oggi, cioè tali e quali viste, ecco, del resto sta già scritto Stella su queste cose, cioè si sa queste cose qui, no? Quindi, però vediamo che facendo un ragionamento a livello globale, sulle migrazioni si riesce ad attenuare lo scontro, la difficoltà che c'è sempre dell'incontro di grandi masse di persone con altre persone che hanno altri modi di pensare, altro modo di ragionare, eccetera, se si guarda alle cose che abbiamo visto nelle relazioni che mi hanno preceduto, cioè se si guarda un po' effettivamente al contributo economico, se si guarda all'equilibrio generale. Per questo dentro ASVES si parla di queste cose, perché è un discorso di sostenibilità, cioè la domanda è: ma questa come fare a far diventare opportunità quella che da molti è vissuto come un rischio, come una cosa negativa? Allora, nei posti dove queste cose funzionano, o funzionano meglio che in Italia, perché dappertutto ci sono problemi quando si parla di stranieri, è quello di adottare dei meccanismi tipo pragmatico. Cosa vuol dire meccanismi pragmatici? Questo non vuol dire che non si deve togliere un ragionamento di umanità, un ragionamento di fratellanza di base fra gli uomini. Ma l'idea è che le migrazioni sono cose che vanno gestite, ma vanno gestite perché vanno gestite, non vanno trattate appunto come se fossero un fenomeno così da evitare o un fenomeno da favorire in ogni caso. In Italia le cose sono state molto buffe in questi anni, perché ma proprio buffe, quando te ne parli con gli stranieri, con altri paesi, non credono quasi a questo. Cioè, di fatto ha funzionato il meccanismo di mercato. Ha funzionato il meccanismo di mercato, cioè nel senso che abbiamo delle leggi per l'ingresso in Italia inapplicate, ma da 20 anni è così, anche di più, e perché non riusciamo a far entrare in modo regolare quasi nessuno. Un'indagine recente sugli stranieri dice che 3/4 degli stranieri adulti hanno vissuto almeno un periodo di illegalità in Italia. Ok? Noi abbiamo leggi per cui non entra regolarmente quasi nessuno, fa qualche eccezione, lasciamo perdere i ricongiungimenti, eccetera, per la gente che viene in questo modo. E nello stesso tempo abbiamo, appunto, non riusciamo a mandare via nessuno. Adesso i dati degli ultimi 5-6 anni, quelli che si conoscono, dicono che su 5 stranieri regolari fermati dalle forze dell'ordine, solo una viene effettivamente accompagnata fuori. Questo governi da destra, da sinistra, da centro, di tutti i tipi.
Cioè, non riusciamo a fare questa cosa. Allora, cos'è che si può fare per cercare di attenuare un po' questo fenomeno? Come dicevo, cerchiamo di vederlo in modo pragmatico, e questo primo passo è le cose che vi ha raccontato prima le due Chiare che mi hanno preceduto. Ma e cosa vuol dire questo? Che bisogna applicare, io dico, se quando parlo di queste cose, seriamente l'articolo 1 della Costituzione. Cioè, se effettivamente l'Italia è basata sul lavoro, anche il discorso dell'immigrazione, dell'immigrazione, cerchiamo di farlo basare bene sul lavoro. Ma il modo per farlo basare sul lavoro, fondarlo sul lavoro, non è quello di dire, come dice adesso l'attuale legge, testo unico sulle migrazioni, che deve venire in Italia una persona chiamata nominativamente perché c'è questo posto di lavoro per lei, perché così funziona adesso. Ma chi mai prenderebbe una badante al buio, senza conoscerla, che ti arriva dalla Romania, ma Romania no, perché possono dire quando vogliono, che ti arriva dalla Moldavia in modo regolare perché io voglio Ludmilla, che non l'ho mai vista prima, non l'ho mai sentita. Quale imprenditore artigiano prende una persona che non ha visto prima, con cui non l'ha provato, con cui non ha avuto referenze, eccetera? Perché così dovrebbe funzionare in teoria adesso. Tant'è vero che non arriva nessuno in questo modo. Allora, quale può essere una proposta su questo? Allora, no, prima devo dire l'altra cosa. Il fatto che non ci fosse questa regola ha fatto sì che il mercato si è arrangiato. E i risultati sono quelli che avete visto qui. Questi sono i risultati buoni, quelli che vi ha mostrato Chiara Gargiulo, quelli del lavoro regolare. Poi c'è quello che vi ha detto prima Giorgio Santini, c'è tutta la faccenda del lavoro irregolare, perché il mercato è spietato. Se può pagare 2 euro all'ora le persone per raccogliere i pomodori, le paga 2 euro all'ora, se non c'è qualcuno che una regola che cerca effettivamente di impedirlo. E non c'è nulla che tenga se non c'è lo Stato che interviene in modo forte su queste cose. Allora, un meccanismo che possiamo pensare di mettere, però per far questo bisogna cambiare il testo unico nazionale sull'immigrazione, il testo unico di legge, è quello di mettere i permessi di ingresso per ricerca di lavoro. Cosa vuol dire permessi di ingresso e ricerca di lavoro? Dire, facciamo, quest'anno entrano 10.000 persone, sto sparando a caso, dalla Moldavia, però noi non pensiamo di farle venire queste 10.000 persone, Tizio, Caio, Sempronio, che già sappiamo che sa fare il saldatore, che può fare sta roba qua e là. No, diciamo, va bene, prendiamo delle persone, mettiamo magari dei punteggi, come fanno in alcuni stati, no? Per esempio dei punteggi legati al titolo di studio, legati a una professione che possono dimostrare di avere, eccetera, e quelli li facciamo entrare, gli diamo permessi 6 mesi o di un anno in cui può cercare lavoro. Se lo trova il lavoro bene, se no deve ritornare nel suo paese, mettendo dei meccanismi che rendano effettivo il ritorno nel paese. Per esempio, un modo può essere quello di chiedere degli sponsor, o un meccanismo di far depositare una cauzione per le persone che arrivano per il ritorno. Tra l'altro ormai, specialmente per l'Europa, le tariffe anche aeree sono relativamente contenute, eccetera, si possono mettere anche cifre non assurde. Quindi questo permesso di ricerca di lavoro, che viene utilizzato per esempio in Spagna, ma anche in Australia, anche in altri paesi, può essere uno dei modi per cui combattere un po' alla radice l'irregolarità. Perché se noi continuiamo col meccanismo delle sanatorie, non facciamo altro che svuotare un serbatoio che dopo si riempie. Quindi una sanatoria probabilmente va bene farla, perché abbiamo 500.000 di irregolari, secondo i conti che hanno fatto, anche se forse col Covid qualcuno è andato via, ma per evitare che questo stop and go continuo, dobbiamo cambiare il meccanismo di ingresso. Quindi questa è la cosa fondamentale, secondo me. A questo poi si aggiungono altre cose, ma non voglio dilungarmi troppo, che possono aiutare un discorso, chiamiamo emergenziale, che è quello dei richiedenti asilo adesso, e qui metto la cenere sul capo mio e anche di Santini, perché anche quando eravamo in Parlamento abbiamo messo delle regole da dementi sul modo con cui accettare, cioè, c'è gente che è 3 anni che aspetta una, come si chiama, anche di più, 3-4 anni, che aspettano che gli venga detto se hanno diritto o no di essere richiedenti asilo, cosa che non ha senso, perché l'asilo è una cosa abbastanza scema da un punto di vista giuridico, eccetera, cioè non è che ci voglia, ecco, anche qua, lì bisogna mettere insieme due cose, cioè uno che arriva chiede l'asilo, cioè deve esserci
la possibilità di dirgli in fretta se ha diritto all'asilo, nel caso non abbia diritto bisogna in fretta poterlo accompagnare nel paese. Non c'è niente da fare, se non c'è questa cosa qua non siamo seri, non è una cosa che funziona. E per questo naturalmente bisogna modificare le regole che ci siamo dati per determinare se l'asilo è, per determinare il meccanismo con cui una persona viene giudicata a avere o no diritto all'asilo. Però naturalmente sta roba funziona se in contemporanea abbiamo dei meccanismi di ingresso regolari, come quello che ho detto prima, per i migranti economici, perché sennò avremo tutta la gente che tenta di venire chiedendo l'asilo anche se non ha diritto, no? Perché è l'unico modo per cercare di arrivare nel nostro paese. Ecco, io a questo poi potrei aggiungere altre cose, ma adesso smetto perché c'è anche gli altri che devono intervenire sui vari punti. Naturalmente c'è tutta la questione che non ho trattato della cittadinanza, c'è tutta la questione dell'integrazione, su cui anche qua, no? Sono tutte cose che possono essere modificate se cambiamo l'approccio generale alle migrazioni. Perché l'idea di dare la cittadinanza dopo 13-14 anni che uno straniero è qua è un approccio profondamente sbagliato, perché l'approccio giusto è quello di dire se noi accettiamo quello che è stato detto prima che parlassi io, che gli stranieri sono un valore aggiunto per il paese perché garantiscono alcuni settori senza i quali che portano la ricchezza dell'Italia, non è solo quel pezzo di PIL che vi ha detto la Chiara Tronchini, è il fatto che se c'era quel film dove sparivano gli stranieri, vi ricordate? Chiudono tutti gli alberghi in Italia, tutti, non sta in piedi uno, chiudono tutte le concerie a Arzignano, tutte perché alcuni ruoli specifici, per questo con Chiara abbiamo fatto quei conti, alcuni ruoli specifici sono fatti praticamente solo da stranieri, chiudono tutti i macelli, oppure bisogna pagare un operaio di conceria 5.000 euro al mese, allora trovate l'italiano che lo fa. Cosa quindi va fuori mercato tutta l'industria della concia. Cioè, è poco da fare, cioè, così sono i meccanismi alla fine economici, eccetera. Ecco, quindi io avrei anche finito, Giorgio, ecco. Capite? Cambiamento d'approccio da cui poi deriva guardare quello che succede anche in altri paesi e aver coraggio di mettere mano a queste cose. Non aiuta il fatto che, per esempio, nel PNRR non si parla mai di migrazioni. Mai. Ovviamente non è che non si parla perché Draghi non pensa che sia importante, non si parla perché non ci sono le condizioni politiche per parlarne, è chiaro? Ecco, quindi sappiamo che è così, speriamo che sotto il sole cambino le cose, però adesso né a livello nazionale né a livello regionale, se devo dire, si intravedono grandi possibilità di cambiamento da questo punto di vista. Quindi continueremo a avere regolazioni regolate da un mercato più o meno selvaggio e sperando che, come si diceva, da passare nuttata, no? Ecco, però tanta gente, ricordiamoci che questo genera tante sofferenze e genera anche dei meccanismi subottimali, anche a livello economico, anche a livello, non solo a livello sociale, ma anche a livello economico. Grazie. Andiamo giù noi. Giampiero ha introdotto il tema, cioè quali proposte per, in termini molto pragmatici, insomma, per cercare di dare a questo fenomeno che abbiamo visto essere molto esteso ma anche molto contraddittorio, no? Il dato dell'irregolarità non lo approfondiamo più, ma credo sia l'elemento sul quale concentrarsi per risolverlo, per ridurlo, per cercare di superarlo, insomma, nel tempo. Le proposte ruotano soprattutto per quanto riguarda l'aspetto lavoro. Ecco, noi consideriamo che il lavoro sia uno degli elementi più importanti per poter regolare questo fenomeno, sia per l'importanza che ha in sé, sia per l'importanza e per la possibilità di far entrare questo fenomeno in meccanismi, diciamo, seri di regolazione e anche di valorizzazione. Naturalmente, oltre alla proposta che è stata fatta, ci sono stati in passato anche delle tecniche che avevano avuto anche un successo, no? Io ricordo ai miei tempi, anche con le vicende che abbiamo conosciuto negli anni 90, insomma, con l'immigrazione che proveniva in questo caso più da est che da sud del mondo, eccetera, però si sono fatte alcuni tentativi
in parte anche riusciti, di programmazione dei flussi di ingresso, insomma, no? Con le quote che si stabilivano anno per anno in base alle esigenze e che quindi davano, anche questo c'erano dei limiti e delle difficoltà, però davano l'idea di qualcosa che aveva una, diciamo così, un minimo di approfondimento e un minimo di regolazione e che però ovviamente sta in piedi poi se ci sono tutti i meccanismi di regolazione anche delle sanatorie, di regolazione anche delle situazioni, eccetera. Aggiungerei anche a queste due possibilità, quindi permesso per ricerca di ingresso, per ricerca di lavoro, possibile programmazione dei flussi che ovviamente andrebbe fatta a livello nazionale, andrebbe fatta in maniera molto seria, ma che potrebbe essere anche, diciamo così, iniziata a livello anche regionale, perché ormai la conoscenza anche regionale attraverso le agenzie, attraverso i settori della regione, attraverso le organizzazioni è abbastanza, il mercato del lavoro è conosciuto, insomma, anche nel Veneto. Ecco. Ci può anche essere una via anche intermedia, che è quella che in parte, magari poi ci racconteranno anche gli interventi, si investe anche sull'ingresso di stranieri attraverso meccanismi di formazione, ad esempio. Formazione anche, c'è un articolo anche del codice dell'immigrazione, che formazione che si può fare anche al paese di origine per poter organizzare. Ecco, allora, adesso si tratta negli interventi, insomma, che abbiamo chiesto agli amici che parleranno, di provare a raccontare esperienze alcuni, portare delle opinioni altri, su quali possono essere, diciamo, le proposte concrete da portare avanti poi nelle sedi istituzionali e da far diventare elemento anche poi di scelta dal punto di vista delle azioni dei legislatori e delle realtà economiche e sociali. Allora, io qui ovviamente la scelta era molto opinabile, abbiamo cercato di chiamare persone dei vari settori che avessero delle cose da dire. Allora, magari può cominciare Bruno a venire a... Bruno Anastasia ha fatto tantissimi anni a occuparsi di mercato del lavoro in regione, insomma, nell'agenzia del lavoro regionale. È un conoscitore, secondo me, tra i migliori nel nostro paese del mercato del lavoro. La conoscenza mica va in pensione, no? Anzi, migliora con la pensione. Insomma, ci può dire delle cose. Poi dovrebbe intervenire Luca Bertuola per la Confartigianato del Veneto. Della Confocooperativa mi pare che non può venire il presidente Campagnaro, c'è Lupatin, sì, in sala. Benissimo, il nome mi sfugge, ma poi lo dirai tu. E poi ci sarà un intervento per il mondo del lavoro di Matteo Merlin, che ci racconterà l'esperienza nel settore dell'agricoltura, dell'agroalimentare. E Giuseppe Venier di Umana ci parlerà un po' di come poter organizzare, insomma, no, operando nel mercato del lavoro, come poter organizzare questo fenomeno anche dal punto di vista delle agenzie del lavoro. E Luigi Zanin della Regione, che è il dirigente generale del Dipartimento, ci dirà anche cosa sta pensando di fare, cosa ha fatto, cosa vorrà fare la Regione, e Luigi Coppiello, che conosciamo tutti, che diciamo dell'ASVES, ma è presenta poi da solo, ci racconterà anche il suo punto di vista su queste cose. Allora, vi invitiamo anche non solo ad ascoltare, ma poi se ci sarà tempo di fare anche qualche breve confronto, insomma, ma in ogni caso dico già subito che con questo apriamo una sessione di lavoro che poi può continuare online, voi che siete venuti, dandoci anche magari poi dopo nei prossimi giorni, insomma, la vostra opinione di quello che pensate, in modo tale che insieme si possa mettere in piedi, noi come ASVES vogliamo arrivarci anche abbastanza presto, una proposta concreta da portare, come vi dicevo, all'interno della strategia regionale per la sostenibilità. Bruno, a te la parola. Ci diamo tutti 10 minuti in modo tale che riusciamo a parlare tutti e anche a fare, se possiamo, qualche confronto. Allora, grazie. Velocemente, 2 premesse e 2 domande. Allora, le 2 premesse sono queste. Sì, La prima è scontata, l'immigrazione, però vale sempre la pena dirlo, l'immigrazione è fondamentale. L'immigrazione è fondamentale per la nostra società, sta in piedi, l'Italia sta in piedi perché ci
5 milioni di immigrati, abbiamo visto i dati per alcune professioni, sono assolutamente necessari. L'equilibrio che oggi abbiamo deve molto a questo equilibrio di presenze, ok? Quindi oggi è necessario e lo è ancora di più in prospettiva futura. Insomma, oggi non abbiamo visto proiezioni demografiche, ma insomma lo sappiamo come andrà l'Italia nei prossimi anni, l'inverno demografico che non accenna a scongelarsi e non si scongelerà, nonostante l'assegno unico, si faranno delle cose, ma non cambierà, a mio modo di vedere, nei prossimi 10 anni non ci saranno cambiamenti rilevanti. Quindi è un fatto importante e destinato ad essere rilevantissimo per l'Italia. Prima affermazione. Seconda affermazione, in questi anni, guardando l'insieme dei numeri, è stato un fatto, diciamo così, in crescita rallentata. Se noi guardiamo come erano le previsioni intorno al 2008-2010, c'erano previsioni, come si può dire, che continuasse un po' come negli anni precedenti, ok? In realtà la crescita è stata rallentata, ma sempre di crescita si tratta. Anche se i numeri ci fanno vedere che la popolazione degli stranieri rimane costante o tende a diminuire. Negli ultimi anni la popolazione è diminuita, ok? Anche degli stranieri. In realtà dietro questo numero c'è un falso e il falso è che gli stranieri sono continuamente aumentati ma diminuiscono perché diventano italiani. Cioè noi abbiamo tra le 100 e le 150 mila acquisizioni di cittadinanza all'anno, che una volta che diventano italiani spariscono dalle statistiche come stranieri, ok? E spariscono per sempre. In realtà la popolazione, il contributo, diciamo così, degli stranieri alla dinamica della popolazione non cambia perché diventano cittadini italiani, che è un problema importante dal punto di vista burocratico, dal punto di vista politico, dal punto di vista del diritto, ok? Ma la sostanza è che la popolazione straniera continua ad essere, ha continuato a crescere anche negli anni, in quest'ultimo decennio, in cui la crescita è stata modesta. Queste sono le due affermazioni chiave e questa crescita non può non continuare, ok? Anche se può essere nascosta. Insomma, voi sapete che la Francia in tutte le classifiche internazionali non viene bene come numero di immigrati, solo perché ha tantissimi immigrati che hanno la cittadinanza francese perché provengono dalle ex colonie francesi e quindi la Francia non fa una gran figura nei paesi ad alta immigrazione. In realtà sappiamo benissimo dal punto di vista sociale non è esattamente così, ok? Bene, queste le due affermazioni come si può dire, di premessa. Le due domande sono queste. Le due domande e le due considerazioni sulle politiche, quindi, sono queste. La prima è: facciamo finta di non fare nessuna proposta di riforma. Nessuna proposta di riforma. Niente quello che ha detto Giampiero prima. Niente. Ci teniamo le norme come sono adesso. Tutto quello che abbiamo fatto adesso ci piace e ci va bene. Bene. La domanda è: ma è possibile che funzionino così male? Cioè, è possibile che senza fare nessuna proposta di riforma abbiamo questa situazione? Avete visto prima? 250.000 domande di regolarizzazione, alle quali è stato risposto ad un anno e rotti di distanza a 60.000, ok? Ma è possibile che funzioni così? Cioè, accettando anche quella regolarizzazione fatta in modo ipocrita, perché non si capisce perché tu per regolarizzare uno devi far finta che sia il tuo domestico, che non è altro che la ripetizione di una stessa ipocrisia fatta nella precedente regolarizzazione, per la quale ogni cinese della provincia di Treviso aveva una domanda aveva un badante. Ok? Ogni cinese aveva un badante. Cioè, è ipocrisia pura. Ok? È ipocrisia pura. Normalmente il richiedente aveva 30 anni e il regolarizzato ne aveva 50, ok? O 45, cioè ipocrisia pura. Però ci piace, va bene così. Nessuno fa discussione se sappiamo benissimo che l'affermazione è falsa. Non era il domestico da regolarizzare, stava facendo un altro mestiere la persona. Oppure
come nelle regolarizzazioni precedenti, non era presente in Italia. Ok? O c'era stato e aveva visto, ma non era di fatto non era presente. Sappiamo che le regolarizzazioni hanno effetto di richiamo. Bene, accettando anche tutto questo disastro di norme, possibile che non funzionino meglio? Ma è possibile che la gestione dei permessi di soggiorno, anche da un punto di vista burocratico, sia affidata al Ministero dell'Interno e che le forze di polizia debbano occuparsi della burocrazia degli stranieri? Ma non sta in piedi. Cioè, è uno spreco, è una roba assurda. Non è assurda dal momento che accade, ritiro la parola, dal momento che accade vuol dire che un senso ce l'ha, ma non è efficiente. Ed è un pessimo segnale rispetto agli immigrati che non conoscono il nostro sistema istituzionale, ma che quando vengono a contatto non possono avere un buon, come si può dire, una buona impressione, non possono comprendere le regole sulle quali vogliamo costruire la nostra società se questo è il loro incontro. Quindi la prima questione è che anche per la gestione dell'immigrazione servono alcune riforme del PNR, che spero succeda qualcosa, cioè la riforma della pubblica amministrazione impatta enormemente sulla gestione dell'immigrazione, che non è solamente gestione di permessi, ma è gestione anche degli itinerari di integrazione in qualche modo. Cioè il problema della lingua, adesso non entriamo in tutti i dettagli, ok? Ma sappiamo che paghiamo il prezzo dell'abbattimento di costi, perché l'idea di fondo è anche gli richiedenti asilo è dargli da mangiare e da dormire e basta, no? Perché dobbiamo risparmiare, che non è un gran risultato alla fine. Questa è la prima domanda. Servono delle riforme proprio per... E la stessa cosa riguardo il problema dell'irregolarità nel lavoro, no? Cioè lì è un problema che riguarda anche gli italiani. Una volta che sei qua, il funzionamento dei controlli, eccetera, implica non tanto proposte normative, implica l'attuazione, la realizzazione, l'implementazione di tutta una serie di regole che già ci sono e che vengono invece bypassate. La seconda domanda, ma questo sistema, che probabilmente ha delle stranezze, le sottolineava Giampiero, e quindi servirebbe anche qualche proposta di riforma. Qual è la stranezza? La stranezza è che l'immigrazione sta crescendo lentamente, abbiamo detto prima, ma cresce sulla base dei ricongiungimenti familiari. Questo è, perché i nuovi ingressi ci sono stati anche in questi anni. I permessi di soggiorno nuovi, più o meno tra i 200 e i 250 mila ogni anno, ok? 200-250 mila ogni anno permessi, ma in gran parte sono permessi per ricongiungimento familiare, oppure ma sono in numero inferiori i permessi per richiedenti asilo, che sono molto variabili di anno in anno e sono comunque in numeri inferiori. Allora, possiamo dire è sensato che che il paese dica vabbè, noi cresciamo sulla base puntiamo sulle famiglie, ok? E la famiglia è l'istituto per l'ingresso nel paese. L'istituto per l'ingresso nel paese non è il lavoro, assolutamente. Il lavoro non c'entra. L'istituto per l'ingresso nel paese è la famiglia. Dopodiché, all'inizio, negli anni 90, il permesso per ricongiungimento non dava diritto a lavorare, negli anni 90. Poi c'è stata una riforma, non mi ricordo più chi, che ha fatto sì che col ricongiungimento si va a lavorare, no? Ok, adesso si va a lavorare tranquillamente col ricongiungimento familiare. Bene, noi fondiamo il futuro del nostro paese sui ricongiungimenti familiari, rinunciando a ogni criterio di selezione, di scelta, di apertura. 500 ingegneri indiani vogliono venire in Italia, che si sposino con un'italiana, se no o con un altro straniero che ha già il permesso di soggiorno, se no non vengono. Noi non abbiamo bisogno di ingegneri, non abbiamo bisogno di niente, né di un po' più complicato per le badanti, ma insomma, però rinunciamo ad ogni alternativa al ricongiungimento familiare.
perché di fatto le alternative al ricongiungimento familiare sono, vabbè, o ti butti in barca e entri come richiedente asilo, o ti iscrivi all'università ed entri come studente con qualche problema perché costa, eccetera, eccetera. Ok? Io credo che, data la situazione del mercato del lavoro, date le prospettive, la scelta di utilizzare solo il ricongiungimento familiare come strumento per crescere, perché lo stiamo utilizzando, ha ragione Giampiero, i meccanismi di mercato in senso ampio hanno funzionato ancora, come vi ho detto prima, nonostante Salvini, la crisi, tutto quello che volete, gli immigrati sono comunque aumentati e lo strumento con il quale aumentano in maniera regolare è il ricongiungimento familiare. Questo è sufficiente, dati i fabbisogni del nostro mercato del lavoro, date le prospettive, eccetera. Secondo me va bene, ma non può essere tutto. Cioè non può essere che il Paese da 10 anni sia così contento dello slogan "non entra nessuno", per cui ogni anno il decreto flussi è flussi del prossimo anno, esclusi 1000 conversioni da permesso ed esclusi un po' di lavoratori stagionali che vengono recuperati, ok? Sono numeri risibili per un paese da 60 milioni, ok? E qualche anno non c'è stato neanche quello. Ecco, però contenti di fare l'annuncio che i flussi in ingresso non ci sono, in realtà ci sono, si chiamano ricongiungimenti familiari, ma non sono probabilmente, non mi sembra siano lo strumento perché finché i numeri erano bassi o finché la situazione è stata quella che è stata negli anni precedenti, possiamo stare contenti del dire che gli immigrati vengono qui e sono complementari agli italiani, ok? In prospettiva non è più sufficiente neanche così, perché le imprese non stanno trovando forza lavoro neanche qualificata, insomma ci sono problemi un po' più grossi che dipendono dai numeri, da quanti siamo e da una serie di politiche che sono state realizzate. Buono. Allora adesso abbiamo detto Luca Bertuola, intanto che arriva, una riflessione, no aspetta scusa Luca, perché scusa, ho sbagliato io, perché Luigi Zanin, dirigente, deve poi andare via, allora ci ha chiesto di parlare per primo, ma non c'è, per parlare adesso. No, anzi, No, mi scuso. dici tutto quello che devi dire. No, la cosa che volevo dire io rispetto a quanto appunto veniva detto benissimo da Bruno è che l'altra realtà, almeno che possiamo dire per il Veneto, io ho qualche conoscenza anche diretta, me lo fa dire con certezza, insomma, è che spesso convive un ingresso regolare con un lavoro irregolare. Non è infrequente questo, non è infrequente questo. Quindi è fondamentale ovviamente il tema degli ingressi, delle modalità di ingresso, e quindi perché è proprio la modalità di ingresso che viene fatta appunto, diciamo così, surrettiziamente in questo caso, rende più semplice anche questa seconda cosa, insomma, no? Adesso bisognerebbe andare a analizzare, ma siccome conosciamo tutti quel fenomeno che abbiamo visto in questa azienda, che non citiamo perché tanto sappiamo tutti com'è, che il mercato del lavoro veniva organizzato per via etnica, insomma, per via di nazionalità, ma veniva organizzato in modo irregolare nel territorio e veniva poi speso con il committente, diciamo, no? E quella era gente probabilmente regolarmente entrata in Italia, che però non è detto che lavorasse con contratti regolari. Quindi il problema degli ingressi è importante, anche perché forme, diciamo così, indirette di ingresso, modalità non chiare oppure non gestite, possono determinare anche, per quello è molto importante a mio avviso ripristinare un aggancio con il lavoro che permetta di poter poi anche avere la regolarità lavorativa. Comunque sono riflessioni molto importanti che dobbiamo poi mettere a frutto. Luigi Zanin, grazie intanto Prego. per la partecipazione e aiutiamoci un po' a vedere se riusciamo, come dire, a trovare una strada. Ovviamente non è che non si sia fatto niente, le cose si fanno, eccetera, però insomma il fenomeno ha bisogno di una
a mio avviso anche un po' di una svolta dal punto di vista proprio che parta dalla forza del lavoro per cercare di essere Mhm. anche poi più regolarizzato. Comunque, Allora, grazie per la presenza e grazie. seguiamo il discorso della... Sì, sì, grazie a tutti. Io ho colto, perché in effetti mi sto occupando di questo problema da poco tempo, da 2 mesi, ho colto con piacere l'occasione di vederci insieme per una serie di ragioni. La prima è che il discorso che stiamo tentando di approntare a livello regionale con la nuova programmazione triennale che adesso stiamo avviando è quello di fare un salto di qualità sostanzialmente rispetto a quanto si è fatto in passato, dove ad esempio il tema dell'approccio dei flussi non è mai stato affrontato e quindi forse non è neanche stato messo, non è mai stata data, diciamo, la giusta attuazione alle quelle poche potestà che il testo unico dell'immigrazione assegna alle regioni, cioè quelle di fare una proposta a livello statale su il fabbisogno. Ecco, lo dico in maniera ancora non, scusatemi ecco, la semplificazione, ma in realtà è questo. E quindi noi, come dire, ci siamo posti in primo luogo e quindi ho trovato molto utile la partecipazione questa sera, e l'ho detto subito all'onorevole, che si cominciasse proprio ad aprire un dialogo, perché evidentemente noi abbiamo una serie di dati legati essenzialmente ai CPI, alle informazioni che abbiamo attraverso Veneto Lavoro, alle informazioni che abbiamo in termini aggregati dalle associazioni di categoria, però in realtà non riusciamo a affinare il dato sul fabbisogno in maniera, come dire, adeguata per fare una proposta che poi possa incidere in termini anche qualitativi, non solo quantitativi, nell'ambito della programmazione statale, con tutti i problemi che ci sono. Sappiamo del decreto flussi, quello di quest'anno non c'è ancora, eccetera, eccetera. Questo lo dico perché evidentemente, anche sentendo il Ministero degli Interni, abbiamo colto negli uffici una grandissima difficoltà nel sondare effettivamente queste richieste da parte del territorio. Cioè non c'è un'idea, in realtà, non c'è un'idea chiara su quel che sia il fabbisogno. Questa credo che sia la cosa più grave, perché anche se è necessario superare l'approccio che si diceva prima, cioè lavoro entrata, però se non si parte da una situazione consolidata, quantomeno chiara sul profilo di dati della domanda, non sappiamo bene di cosa parliamo. Detto questo, noi come regione, quindi questa è la prima cosa. La seconda cosa è questa. Allora io peraltro non torno sui complimenti per tutti i dati, le considerazioni state fatte. Noi abbiamo messo in rete in questi giorni il rapporto 2020 sul sito di Veneto Lavoro, potete trovare una serie di informazioni ulteriori e va bene tutto quanto. Volevo citare solo una cosa, però non c'è la professoressa della fondazione. Noi abbiamo tentato anche di stimare, a proposito del bilancio, abbiamo provato a stimare, ma non è ancora un lavoro fatto bene, diciamo. Ho visto qua dentro, rileggendo e rileggendo le bozze, anche l'apporto degli anziani e della componente anziana nel contesto degli immigrati, che è una componente che, come dire, sta diventando sempre più significativa. Ho visto dei dati nel giro degli ultimi 8 anni, è cresciuta dall'1,3 al 5 all'interno, e quella è una componente che si caratterizza in termini di spesa in maniera significativa per quanto riguarda l'aspetto del welfare, eccetera. E questo è un altro aspetto, secondo me, che andrebbe molto molto compreso, perché tra i ricongiungimenti di cui si parlava prima, una componente importante è questa. Non c'è solo la moglie, non c'è solo il marito, ma è questa. È una componente che ha una rilevanza molto 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 significativa sui temi dell'equilibrio, eccetera. L'altra questione, volevo solo accennarla perché non si è trattata, so che è una cosa, però è una cosa che ho visto emergere con molta importanza nel rapporto, è il ruolo dei ragazzi, quelli che hanno i figli, diciamo, quelli che sono diventati cittadini italiani come noi, e quelli che non lo sono, e che a proposito di impatto del Covid si è visto come in termini di approccio al mondo del lavoro rispondono in modo estremamente più reattivo rispetto ai nostri italiani, diciamo, no? Nel senso che dalle verifiche, dalle indagini che è stato fatto, si è visto come l'attitudine
ma è naturale che sia così, però è bene che sia scritto, l'attitudine da parte degli immigrati, dei giovani immigrati nella ricerca di soluzioni di tipo B, cioè di trovare altri tipi di lavoro, anche se non sono lavoro più gravosi, immagino, eccetera, è sensibilmente più sviluppata rispetto a quelli degli italiani. E questo è un altro tema che dovremmo porcelo, insomma, non riguarda aspetti di nessun genere, però è un tema importante. Allora, volevo dire due cose per concludere. Allora, noi come Regione siamo impegnati su delle diciamo, lo Stato, il Ministero ci ha dato delle deleghe molto chiare, ha individuato attorno alle regioni un perimetro molto netto, oltre al quale non si va. Non si va su tante competenze, ma in particolare su quello dell'immigrazione, perché l'approccio del Ministero dell'Interno in particolare vede l'immigrazione, come è stato detto, come un tema che si declina principalmente in termini di controllo di sicurezza. Questo è indubbio. Per questo, sulle 3 colonne che sono asilo, immigrazione, integrazione, noi entriamo sulla terza. Nella prossima programmazione settennale del FAMI, anche quella competenza che avevamo di gestire il supporto come si chiama, all'accompagnamento volontario assistito, ecco, che peraltro aveva avuto uno scarsissimo risultato sotto un profilo concreto, perché sono stati 5-10 casi in tutto il Veneto in 7 anni, quindi sicuramente, eccetera, dei rientri, nonostante un'operazione di rientro, tanto per dirlo, costa 40.000 euro alla pubblica amministrazione, cioè nel senso non è che vanno a casa gratis, si dà 40.000 euro per impostare le loro attività nei paesi di origine, eccetera, eccetera. E comunque, al di là di questo, anche questa attività è stata tolta, è stata accentrata. In realtà non era un'attività che avevamo in capo alla regione, facevamo solo un'attività di promozione di questa opportunità, però adesso hanno accentrato anche quella. Cosa ci resta? Ci resta una cosa su cui bisogna lavorare molto di più e su cui ieri proprio abbiamo avuto un confronto col Ministero degli Interni, con il sottosegretario Scalfarotto, che è il tema della lingua italiana, che è il presupposto essenziale per l'integrazione. Allora, il Veneto in passato è stata l'unica regione che riusciva a spendere i soldi per fare i corsi di italiano. Quest'anno, a causa del Covid, gli torniamo indietro allo Stato grosso modo 1 milione, 1,3 milioni di fondi, di attività non attivate. Questo è un guaio, in particolare è un guaio perché a questa attività di formazione della lingua italiana non viene associata anche l'attività di formazione professionale, che dovrebbe andare di pari passo, con cui con Veneto Lavoro abbiamo cominciato a fare qualche sperimentazione, ma che vorremmo fosse in qualche modo stabilmente integrata nell'attività dei corsi di formazione nel prossimo settennato. Per superare questo problema, adesso io non voglio annoiarvi con la burocrazia, però per dire, insomma, il problema principale è tentare di scardinare il monopolio sulla gestione dei corsi di formazione del MIUR, del Ministero dell'Istruzione, il quale è interessatissimo a gestire questa attività attraverso gli uffici scolastici regionali e i centri di diciamo educazione, quelli che fanno il serale, insomma, ecco, i CPIA, però queste strutture non sono adeguate per somministrare i corsi di italiano, perché nel territorio, un'indagine che abbiamo fatto proprio per capire qual era lo stato della situazione, lo stato dell'arte, troviamo che queste strutture sono impegnate a somministrare le attività di natura ordinamentale in maniera prioritaria rispetto a quelle dei vari corsi civis, eccetera. Quindi l'idea per la prossima programmazione su questo tema è quello di coinvolgere tutto quel tessuto di soggetti interessato ai corsi di formazione della lingua italiana, oltre a questi, proprio per tentare di renderla più di immediata spendibilità, diciamo. L'ultima cosa che volevo dire è questo. Noi stiamo facendo a proposito della proposta sui permessi per la ricerca del lavoro, ecco, stiamo facendo dei progetti, siccome noi ci occupiamo, il mio ufficio, la mia direzione si occupa di 2 branche, di cooperazione internazionale e adesso di flussi migratori nell'ambito delle aggregazioni che sono state fatte ultime. Allora stiamo cercando proprio di definire una serie di corridoi attraverso dei progetti di cooperazione internazionale per andare a pescare attività di cooperazione tra regioni, laddove ci sono avanzate situazioni di formazione a livello decentrata, che ci consentano proprio di andare a intercettare una serie di professionalità di cui il mercato del lavoro ha necessità. Quindi su questo tema
abbiamo vinto 2 progetti europei, ma al di là dei progetti europei sono un po' la palestra che vorremmo sperimentare per cominciare ad attivare concretamente queste attività. E questo potrebbe essere un'idea per superare anche quelle criticità che il sistema dei permessi di ricerca ha intrinsecamente, no? Perché se noi apriamo in maniera indifferenziata, diciamo, questa possibilità, ci sono obiettivamente delle criticità gestionali. Non è che possiamo chiedere la cauzione a tutti quanti, o se la chiediamo non è semplice poi andarla, almeno per quanto ho sperimentato personalmente, non è sempre semplice discutere le cauzioni da parte di soggetti esteri, ma insomma sono criticità, sono problemi, eccetera. È chiaro che per attivare queste iniziative è necessario, e torno all'inizio e concludo, avere chiara la necessità dei fabbisogni e avere chiaro poi, ma voi lo sapete meglio di noi, quali sono gli scenari, quali sono gli ambiti entro il quale si possono approfondire questi fabbisogni, quali sono i paesi, per esempio noi una di queste esperienze è quella con la Moldova, abbiamo visto che c'è una precisa come dire, attitudine da parte di alcuni settori del mondo produttivo, per esempio nel settore edile, eccetera, di persone già formate che fanno un'attività di formazione che possiamo integrare. L'idea del progetto è quella di come dire, esportare una capacità di integrazione di questa formazione proprio per poter poi tentare di portarli qua. Scusate così, il modo un po' così garibaldino di esprimermi, ma spero comunque di essermi fatto capire, insomma, sui concetti delle cose che stiamo tentando di fare. Grazie. Comunque ci sentiremo con piacere per mettere a punto queste cose. Luca Bertuola, ci sono ancora con quello di Luca 1, 2, 3, 4 interventi, quindi cerchiamo di stare nei tempi, insomma per le 8:15 finiamo, se non proprio per le 8, quindi se qualcuno deve andare via, non è che vi dico andate via, però come dicevo prima, siccome qualcuno se n'è andato, noi vi chiederemo poi, magari, visto che abbiamo tutti i vostri nomi e mail, eccetera, di continuare questa riflessione, oltre alle cose che abbiamo sentito qui, anche con altri contributi, insomma, che possono arrivare nei prossimi 15-20 giorni, e poi sicuramente come ASVES faremo un gruppo di lavoro, un momento finale di gruppo di lavoro a cui vi inviteremo in modo tale da poter mettere a punto queste proposte in maniera più forte. Grazie ancora a Zanin e parola a Luca Bertola, Confartigianato Veneto. Grazie dell'invito e buonasera a tutti. Io sarò velocissimo. Allora, intanto ovviamente ci ritroviamo nei dati che sono stati appena forniti. In questa sala qua, oggi pomeriggio abbiamo parlato di contratti, di bilateralità. Alcune cose che posso dire sono che, per esempio, da queste realtà noi riusciamo a controllare, a monitorare, ad avere un quadro della situazione che c'è attualmente nel mercato del lavoro artigiano. Il dato, per esempio, che ci restituisce EBAV di quest'anno è un 20% di lavoratori stranieri su varie nazionalità, su vari settori, concentrati, come già stato detto, soprattutto sul settore quindi regolari, contrattualizzati, sì. diciamo. Sì, e dopo ci arrivo al discorso dei contratti e della tenuta, che è un altro problema. L'edilizia, con l'Edilcassa, che è l'altro ente, ci dà una fotografia che arriva al 50% di lavoratori occupati in quel settore. E quindi sono due strutture che applicano, ovviamente, che hanno contratti. L'EBA va tutta una serie di contratti di settore, l'Edilcassa ha il contratto edile, quindi sono strutture che generano legalità all'interno del lavoro. E da questo punto di vista, appunto, sono generatori di legalità e anche di esempi in questo senso di tenuta sul territorio. Nel settore a cui prestavo servizio prima, che comprendeva tutta la realtà del turismo e della ristorazione, 2 anni fa, quindi prima del Covid, la struttura che gestiva la maggior parte delle paghe di quei settori,
restituiva una fotografia per una città, la città di Treviso, del 48% di occupati stranieri, quindi non Jesolo, non Bibione, il 48%. Quello che la parte successiva che va detta è che all'interno del settore artigiano in questo momento, come anche in tanti altri settori, il fabbisogno di manodopera è estremamente presente per il motivo del calo demografico, per il motivo anche della non appetibilità di moltissimi lavori chiusi in questi settori. E quindi il fatto che, per esempio, come è stato detto nel PNRR, non si sia posta attenzione a questa situazione concomitante che va avanti da parecchio tempo, un calo fortissimo all'interno demografico e una situazione di crescita occupazionale che già c'era anche all'interno del periodo Covid, perché l'anno scorso già all'interno dell'edilizia c'erano i segnali, cioè quando si stava discutendo di blocco o non blocco dei licenziamenti, dentro alle aziende c'erano tutti i segnali che invece c'erano una dimensione e una problematica completamente opposta. Quindi si sono persi probabilmente altri 2 anni di ragionamento attorno a questo sistema. Non riuscire a incrociare un fenomeno come quello delle migrazioni, che è centrale, anche se rimosso ma è centrale, e quello del lavoro nei nostri territori, il lavoro che è riuscito ad assorbire, secondo me, questo fenomeno, a gestirlo nel migliore dei modi. Ci saranno anche casi sicuramente, come posso dire, deprecabili, ma nella maggior parte dei casi il lavoro in questi territori e le parti e chi ci ha lavorato è riuscito a gestire il fenomeno ed è riuscito a gestirlo, come posso dire, è riuscito a gestirlo senza che se ne dovesse evidenziare tutta la problematica che comportava, perché non si poteva dire. Allora, qualche giorno fa, qualche settimana fa, parlando appunto di lavoro e di Non si poteva necessità, dire che c'erano qua, insomma. no, non si poteva dire che era un problema, non si può ancora dire che c'è. Allora, la questione, per esempio, che ci siamo trovati ad affrontare qualche settimana fa anche come parti sociali, faccio un esempio, relativa all'apprendistato, a quello che alla funzione che può svolgere, alla formazione, eccetera. Ancora non coglie, per esempio, che un istituto come questo, faccio un esempio, non voglio parlare di istituti particolari, ma faccio un esempio di una struttura, di un istituto che porta dentro al mondo del lavoro la maggior parte dei lavoratori, soprattutto giovani. Ecco, si pone il problema della formazione, c'è l'occasione attraverso quell'istituto là di creare formazione. Ecco, anche lì, per esempio, anche su quell'aspetto, dal mio punto di vista, si possono creare, studiare comunque percorsi che non siano gli stessi, che si sono ripetuti per anni, ma che sono invece facilitatori di integrazione, quantomeno educatori di integrazione o di mediazione culturale all'interno delle aziende. Questo credo siano alcuni aspetti nel mondo del lavoro che debbano essere evidenziati. L'ultima cosa che volevo dire, così, e portare, anche se magari in maniera non precisa, per quello che può essere come anche suggestione, e per quello che è successo, non dobbiamo citarlo, però insomma è successo e può accadere. Noi siamo in una regione che ha degli strumenti contrattuali, credo, importanti, seri, di tenuta, un livello elevato come posso dire, anche di garanzie e di tutele. Io non lo so, con la trasformazione che sta avvenendo, come riusciamo a tenere insieme queste cose. Cioè, questo nuovo che avanza e che è disposto a, pur di vivere, pur di avere una prospettiva futura, a condizioni anche che italiani non accetterebbero, anche nella legalità del contratto,
ok? Per il lavoro che c'è, per il tipo di stipendio, eccetera. Ecco, questa tenuta come si possa garantire nella legalità semplicemente sul livello contrattuale. Ecco, e qua volevo andare a chiudere. Io credo che serva un qualche cosa di più per il mondo del lavoro in questa fase qui. Servano dei patti, delle alleanze che pongano i principi di legalità, ok, come patto fondante, di legalità contrattuale, di legalità normativa, ok, e mettano assieme tutte le parti su questo tavolo di confronto. Di più, serve che, e qua si arriva al ragionamento politico e di riconoscimento del problema, che la parte pubblica in qualche maniera si faccia promotrice o garante di questo aspetto qua. Altrimenti l'effetto trascinamento in basso potrebbe avere effetti non semplici poi da gestire. Su questo, senza anticiparlo, perché poi ne parleranno, la Regione e le parti sociali hanno insistito molto, soprattutto su uno dei settori più critici, che è quello della logistica, trasporto logistica, di attivare un tavolo di confronto, di creare un patto di legalità su questo, soprattutto nella attenzione all'applicazione degli appalti. Ecco, è un esempio, no, come lo era quello dell'apprendistato, ma è su questi singoli fattori, prima dalla Zoana diceva bisogna essere molto pratici, ecco, è su questi singoli fattori che si può creare legalità oppure si possono lasciare andare le cose e non recuperarle più. In questa fase, dal nostro punto di vista, l'attenzione alla legalità deve porsi soprattutto su questo versante, perché il fabbisogno di domanda è molto forte. Il numero di lavoratori stranieri, quindi con abitudini, modi di vivere diversi, è sempre più alto, quindi c'è la necessità di porre e di vedere queste regole in un'ottica diversa, comprese quelle contrattuali, probabilmente portandole un po' più alte. Chiedo Grazie scusa, Luca, grazie. grazie. Sì, tocca a te. Il tuo nome non me lo ricordo più. Stefano Lupatin, Confo Cooperative. Veneto sempre. Allora, grazie intanto per l'invito, grazie al Presidente Santini e grazie per l'occasione di confronto che per noi è veramente preziosa in questa occasione. Allora, cercherò anch'io di rimanere nei tempi, naturalmente, e io cercherò di affrontare di fatto due temi. Il primo legato a quello che è la cooperazione sociale soprattutto sta cercando di fare, soprattutto negli ultimi anni, rispetto all'azione di integrazione sociale e lavorativa, perché poi di fatto sono molto collegate, come è stato detto, i due profili, e anche alcune considerazioni molto veloci vorrei farle sul tema del contrasto alle forme di sfruttamento, di legalità. Ecco, quindi anche alcune considerazioni su questo le vorrei fare dal nostro osservatorio. Allora, cosa sta facendo la cooperazione sociale nell'ambito dell'integrazione sociale lavorativa di lavoratori stranieri? Io vorrei citare un caso, per andare proprio nel concreto, di un progetto che ormai dura da oltre 3 anni su Padova. È un progetto abbastanza importante perché ha consentito nell'arco di questo periodo 400 inserimenti lavorativi con contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato da parte di cooperative sociali, con la collaborazione del mondo delle imprese profit. Quindi la cooperazione sociale si è occupata di quella fase di cui tanto si è parlato negli interventi precedenti, della formazione, dell'accompagnamento, dell'addestramento on the job, dell'insegnamento della lingua italiana, fondamentale, per poi anche traghettare l'inserimento lavorativo in alcuni casi nel mondo delle aziende profit. Lo si è fatto appunto a Padova con persone accolte dal sistema dell'accoglienza della provincia di Padova attraverso un protocollo che è stato peraltro anche sottoscritto dal Ministero degli Interni
dalla Prefettura di Padova, dalla Questura di Padova, nell'ambito di una cornice dove erano presenti anche peraltro altre associazioni datoriali oltre la nostra, oltre a Confcooperative, attraverso anche un confronto con il sindacato e quindi con una collaborazione di tutti questi soggetti che quindi attraverso questo protocollo hanno di fatto reso possibile la realizzazione di questi percorsi di inserimento lavorativo. E ruolo fondamentale è stato quello della Fondazione Cassa di Risparmio, che ha messo a disposizione delle risorse economiche attraverso delle doti lavoro per rispondere a un tema che è oggettivo, e dobbiamo dirlo, di sostenibilità economica di quella fase di cui tanto si è parlato, formazione, addestramento, insegnamento della lingua italiana, e quindi questo ha consentito poi l'esito positivo di questi percorsi. Quindi un ruolo importante della Fondazione Cassa di Risparmio che ha messo a disposizione delle risorse in questo senso. Altro ruolo fondamentale qui, mi ricollego a un aspetto assolutamente centrale che è stato citato rispetto al tema contratto di lavoro, permesso di soggiorno, fondamentale anche secondo quella che è stata la nostra esperienza ed è la nostra esperienza, e ruolo fondamentale, dicevo, della questura e della prefettura. Perché? Perché loro hanno consentito il coordinamento della sottoscrizione, della fase della sottoscrizione del rapporto di lavoro, del contratto di lavoro con rilascio del permesso di soggiorno. Aspetto fondamentale, senza il quale ovviamente questi percorsi non possono iniziare e avere un esito positivo. Allora questo mi consente di fare un riferimento a una cosa, a un elemento che le nostre cooperative ci restituiscono come fondamentale in questa materia, cioè quelli che possono essere i motivi poi per cui questi lavoratori entrano in meccanismi di illegalità e di sfruttamento. Ci dicono chi si occupa di questi inserimenti lavorativi che uno dei rischi principali è la causa della ricattabilità, e cioè se tu hai bisogno di un contratto di lavoro domani perché ti scade il permesso di soggiorno, accetti qualsiasi cosa. Se tu hai bisogno di una risposta abitativa in maniera impellente e non hai alternativa, accetti qualsiasi proposta. Quindi questo è un elemento di fatto che pone in una situazione di vulnerabilità queste persone, questi lavoratori che appunto poi rischiano di entrare in meccanismi di sfruttamento e di illegalità. Quindi la risposta del lavoro diventa, come si è detto prima, ma riteniamo che sia veramente un concetto centrale, la risposta del lavoro diventa la condizione sine qua non per una reale integrazione sociale, un'inclusione sociale, e viceversa l'inclusione sociale non può certamente prescindere appunto dall'integrazione lavorativa. Quindi questo, diciamo, ecco, dove sono stati poi realizzati concretamente questi inserimenti lavorativi? Nell'ambito dei servizi, nell'ambito anche industriale, nell'ambito manifatturiero. Abbiamo anche collaborato con il mondo delle agenzie interinali. Ecco, questa è una testimonianza che vuole essere uno spunto per poi anche delle esperienze future, auspichiamo. Altra velocissima testimonianza: ci sono delle progettualità portate avanti dalla Regione nell'ambito del Fondo Sociale Europeo, dove la cooperazione sociale è coinvolta, anche spesso in collaborazione con i comuni. Parlo dei lavori di pubblica utilità, parlo delle azioni di integrazione integrate di coesione territoriale. Sono progettualità rivolte a tutti i lavoratori in una situazione di medio-lunga disoccupazione, ma sono progettualità che a volte incontrano anche i lavoratori stranieri. Anche qui fondamentale diventa la fase della formazione, dell'inserimento lavorativo, dell'accompagnamento lavorativo. Sono progettualità che si realizzano in collaborazione con la Regione, come dicevo, e spesso con i comuni. Sono persone che sostanzialmente, quasi nella totalità dei casi, si rivolgono ai servizi sociali comunali, che spesso sono il soggetto, l'ente, che intercetta questi lavoratori. È fondamentale il rapporto e la collaborazione anche con i centri per l'impiego. Ultime considerazioni sull'altro tema, quello della
dei fenomeni di illegalità e delle azioni necessarie a contrastare questi fenomeni. Allora, lo dico anche partendo dal fatto che, come sapete, spesso la cooperazione è associata a questi fenomeni. Allora, innanzitutto, la cooperazione cosiddetta spuria, la falsa cooperazione, le imprese cooperative e non cooperative che operano nell'illegalità sono ovviamente la minaccia più grande per le imprese che operano nella legalità, perché di fatto pongono in essere il dumping contrattuale, la concorrenza sleale, quindi anche sono nemiche della cooperazione sana, viene definita così. Io la definisco la vera cooperazione, perché la cooperazione non può che essere sana, se no non è cooperazione. Come associazione di categoria noi stiamo facendo moltissimo. Citava Bertuola prima il tavolo della logistica, ma abbiamo gli osservatori della cooperazione negli ispettorati provinciali del lavoro, abbiamo un rapporto costante con l'ispettorato regionale del lavoro, abbiamo promosso a livello nazionale una legge di iniziativa popolare, abbiamo diverse azioni che stiamo cercando di portare avanti su questo tema. Il ruolo delle associazioni di rappresentanza del mondo cooperativo è importante. Vi do solo questo dato: rispetto ai dati dell'Ispettorato regionale del lavoro abbiamo un disallineamento molto importante tra esiti di accertamento del lavoro dell'Ispettorato del lavoro rispetto a cooperative non associate rispetto alle cooperative associate. Quindi abbiamo un rapporto, per farvi capire, di 1:3, tanto per farvi capire anche l'importanza del ruolo delle associazioni. Ecco, questa è la prima considerazione. La seconda e ultima considerazione, però, che volevo fare, tanto per non citare il caso che non dobbiamo citare ma che tutti conosciamo, o meglio, ci arrivo dopo a quel caso. L'altra considerazione che noi riteniamo di fare rispetto al contrasto delle forme di illegalità è la necessità di avere un approccio pragmatico, come diceva il professore, e non ideologico. Cosa voglio dire? Voglio dire che il fenomeno è complesso. Voglio dire che il fenomeno, per quanto ci risulta e per quanto peraltro possiamo anche leggere sui giornali quotidianamente, il fenomeno ormai è un fenomeno che contempla forme svariate di illegalità, forme giuridiche sempre diverse, forme imprenditoriali con forme giuridiche sempre diverse e anche, diciamo, anche abbastanza fantasiose spesso. E allora possiamo citare, tanto per citare casi recenti, le società esterovestite che hanno sfruttato 400 lavoratori, non 10, 400, in Friuli e in Veneto. Possiamo citare, e qui c'è credo un rappresentante della CISL FAI, possiamo citare le molte SRL che stanno sfruttando nell'agricoltura. Allora lì c'è il fenomeno della cooperative senza terra, continua a esserci, ma ormai mi dicono i colleghi delle associazioni agricole che ormai è residuale rispetto a altre forme di sfruttamento tramite SRL, imprese agricole. Quindi questo e l'elenco potrebbe essere lungo, ma insomma non vi annoio su questo. Quello che noi vorremmo cercare anche di, così come invito ad una lettura più approfondita, più oggettiva, più pragmatica, meno ideologica rispetto a un fenomeno complesso. Non lo diciamo tanto come replica una narrazione che ci riguarda direttamente, ma insomma chi non è della cooperazione giustamente non si può appassionare tanto e non si deve appassionare a queste polemiche. Lo diciamo perché riteniamo che se non partiamo da un'analisi oggettiva, approfondita e concreta e non superficiale, poi non riusciamo a elaborare le risposte efficaci da mettere in campo. Ecco, il caso famoso, lì si è parlato per 3 mesi, si continua a parlare di cooperativa, ma non era una cooperativa, era un SNC. Noi abbiamo fatto anche la visura camerale, la famosa azienda appaltatrice con sede a Bolzano era un SNC. Però continuiamo ogni giorno a leggere sul giornale che è colpa della cooperazione. Però, ripeto, questa è una polemica che ci tocca direttamente e vabbè, però ecco, l'invito è un invito a una lettura approfondita, oggettiva, non ideologica, proprio per porre in essere le risposte che riteniamo adeguate. Grazie e rimaniamo a disposizione per qualsiasi tipo di confronto futuro. E grazie anche per la disponibilità. Allora, sentiamo appunto Matteo Merlin della FAI CISL che ci racconterà
cosa si sta facendo nel veronese, quindi nell'agroalimentare. Grazie. Facciamo uno sforzo, che ci sono ancora 2 interventi e poi concludiamo. Questa prima puntata, poi ci sentiremo ancora, almeno per mettere a punto un po' di altre proposte. Sarò più bravo, quindi molto più veloce, tranquillo. Niente, grazie Giorgio, grazie anche degli interventi che mi hanno dato tante conferme, anche perché devo dire che nelle esposizioni delle 2 dottoresse prima mi sono ritrovato. Io sono il segretario della federazione della CISL che segue il mondo agricolo a Verona, ma oggi posso dirvi che sono qua anche a livello veneto, perché Andrea, il mio segretario regionale, mi ha chiesto di provare a descrivervi un'esperienza, perché il mio intervento è proprio un'esperienza di un'attività che abbiamo fatto, che è partita, di cui ne sono altamente orgoglioso, sono molto campanilista in questo. A Verona siamo riusciti a fare un'attività attraverso la bilateralità, che io considero una soluzione per andare a gestire e a risolvere il problema dell'irregolarità, dello sfruttamento. Abbiamo fatto questo sforzo e secondo me stiamo andando nella direzione giusta di creare questo ente bilaterale, nato, non so se lo sapete, ma gli enti bilaterali sono un po' l'evoluzione delle casse malattia del mondo agricolo, che come casse davano l'indennizzo o l'integrazione delle indennità di malattia e di infortunio. Con il tempo, con la possibilità di risorse che fortunatamente Verona ha un comparto agricolo importante nel Veneto, il più importante credo nel Veneto, assieme a quello di Treviso, sono le due province che i numeri anche sono più importanti, sia di qualità che anche numericamente. Però un'altra conferma me l'ha data l'intervento del professore, scusate, ma anche a Verona senza stranieri si ferma l'agricoltura, ok? Quindi è proprio un dato di fatto. Questo ente bilaterale che si chiama AgriB, ok? È partito come cassa malattia, si è evoluto, abbiamo scelto di provare a a concretizzare i principi della legge 199 sul contrasto del 2016 sul contrasto del caporalato, lo sfruttamento del lavoro agricolo, e attraverso anche il protocollo che è stato firmato nel 2019 con la Regione Veneto, con Veneto Lavoro, con le parti datoriali agricole, con le categorie di CGIL e CISL e UIL che seguono il mondo agricolo, e insomma con tutti gli attori del mondo agricolo, di proprio dare un'attività di contrasto fattivo dello sfruttamento e del caporalato, che purtroppo anche a Verona c'è, non è di esclusiva delle province di Foggia o altre parti d'Italia. Anche a Verona ci sono purtroppo nell'est veronese, che magari vede confinare anche con Vicenza, delle situazioni anche importanti, con dei numeri importanti. Cosa fa AgriB? Cos'è questa attività? È praticamente una facilitazione nell'incrocio della domanda e offerta di lavoro, nel massimo della trasparenza, nel massimo della legalità. Cerchiamo attraverso del personale formato che ha delle caratteristiche apposite per fare questo, incrociare quelle che sono le cosiddette vacancy delle aziende, le richieste e le autocandidature che attraverso il portale di AgriB che posso fare, e i lavoratori possono fare. Perché è sempre più giusto quello che hai detto te: lavoro irregolare non fa sempre la dinamica ingresso irregolare. Ci sono molti ingressi regolari con un lavoro irregolare, e se non dai lavoro regolare non risolvi anche l'altra parte. Quindi abbiamo scelto di dare questa possibilità che il lavoratore e l'azienda si incontrino in quella
in quel momento che è la bilateralità delle enti bilaterali, ci siano un confronto proprio diretto anche dei colloqui, ok? E delle dinamiche, delle professionalità che le aziende hanno necessità, e con degli ottimi risultati, perché nel 2021 abbiamo chiuso, no, nel 2020 scusate, 216 contratti sono stati attraverso questo incrocio di domanda-offerta, tutti a tempo determinato, per carità, perché il mondo agricolo ha questa caratteristica, però grande vanto che abbiamo, anche 3 persone sono state stabilizzate attraverso questa ricerca, quindi sono tuttora operai a tempo indeterminato dentro 3 aziende del vitivinicolo veronese della Valpolicella. Hanno dimostrato, insomma, di continuare e hanno voluto rinnovare il contratto. Cos'è la nostra idea? Di aumentare quella che è questo servizio. Quello che mancava prima, dicevate voi, è la formazione, quindi abbiamo attivato delle collaborazioni con l'università attraverso il progetto NAVE, il progetto FARM, l'Università di Venezia, l'Università di Verona e di Trento per quanto riguarda FARM, perché quali sono i motivi che spingono o che danno ossigeno al caporalato, alle irregolarità? La lingua, il problema della lingua e il problema del trasporto. Tanti ragazzi extracomunitari a volte sono sfruttati per la mancanza del mezzo di trasporto e quindi non riescono ad accedere a della regolarità a causa del trasporto. C'è chi li sfrutta per questo. Quindi attraverso questo, adesso una collaborazione con Farm è appena iniziata, cercheremo anche di sviluppare nella possibilità anche delle linee di trasporto per questi ragazzi nel massimo della regolarità e della trasparenza. Che dire, questo io ve le risparmio, avevo preparato, magari vi posso girare dopo due o 3 slide che vedevano proprio, vi fanno vedere qual è il passaggio tra la domanda e l'offerta che si incrociano all'interno dello scatolone della bilateralità di AgriB. Siamo contenti, posso dire che sono orgoglioso. Allora, che fa solo questo, perché l'ente bilaterale ha un'altra eccellenza, è stato il primo ente bilaterale in Italia che ha creato le figure legate alla sicurezza territoriale, gli RLST territoriali. Noi abbiamo 3 RLST territoriali che girano e danno servizio alle aziende e ai lavoratori per quanto riguarda l'ambito della sicurezza, che con il periodo Covid hanno avuto un grande, perché abbiamo fatto anche tutta la questione dei test e altre situazioni, e c'è una ragazza che aveva le caratteristiche, che era già fortunatamente formata per fare questo, che si occupa solamente dell'incrocio domanda-offerta di lavoro. Una ragazza che ha, con la collaborazione dei centri, mi sono dimenticato di dirlo, ma qua c'è un grande sforzo anche di Veneto Lavoro, dei centri per l'impiego, per il mix matching delle banche dati e delle situazioni, che fa questo e che è riuscita a dare anche soddisfazione alle aziende e ai lavoratori, insomma, con questo lavoro. Poi c'è il monitoraggio anche dopo, che è molto interessante, capire perché un contratto non va a buon fine, o capire perché un lavoratore magari ci va a lavorare 3 giorni e dopo non va più, perché ci sono state anche situazioni che vanno monitorate e studiate. Il 2020 è stato un po' particolare perché con il Covid ci sono state situazioni. Le fragole di Verona sono state raccolte da veronesi nel 2020, cosa che non è mai stata, però c'era questa esigenza, perché avete spiegato voi in un intervento, c'è stata proprio la mancanza del flusso o di stranieri in Italia, che ha fatto sì che anche l'agricoltura cambiasse per quel periodo un po' le abitudini. Grazie. Grazie a voi. Grazie. Mandaci queste cose, dopo ti do la mail. Giuseppe, Enier, Umana. Quindi rimaniamo nell'ambito della possibile bilateralità, in questo caso sull'ingresso al lavoro. Bene, grazie dell'invito. Io cerco, vista l'ora, mi vergogno un po', quindi cerco di essere il più schematico possibile, lanciare dei flash e poi
anche perché molte cose che sono state dette è inutile che le ripeto, ma faccio una brevissima premessa. Io parto dal lavoro, noi siamo un'agenzia per il lavoro. Noi questa settimana abbiamo avviato al lavoro circa 1300 persone. Parlo dato in Italia, un po' di più, ma insomma abbiamo più di 4000 ricerche aperte che poi girano e ruotano, e faremo questo mese il record 31.000 cedolini di lavoratori dipendenti assunti in contratti di somministrazione. Sono circa 6.000 a tempo indeterminato e gli altri sono ovviamente a termine. Per cui il primo passaggio è che la domanda di lavoro in questo momento c'è, è piena, e noi abbiamo una grandissima difficoltà a tutti i livelli, non parliamo più solo del saldatore o del meccatronico, ma di tutte le figure professionali, ma anche a trovare l'addetto alle pulizie o altro. E questo lo avete spiegato, ripeto, ma fattori demografici, mancanza di competenze, i flussi che sono. Quindi il primo passaggio è che c'è anche possibilità di lavorare, di fare delle cose, insomma, non è che c'è la carenza della domanda. Do solo 2 numeri, sempre per dire dei dati, dell'esperienza che noi abbiamo, ma poi casomai tanto sarà occasione. Noi ho fatto fare un'estrapolazione 1 gennaio 2021, 31 agosto 2021, avviati al lavoro. Il dato non è paragonabile perché quelli sono uno stock, questo è un flusso e quindi non importa. Però noi abbiamo avviato dall'inizio dell'anno circa 50.000, poco meno, 49.150 persone in questi 8 mesi al lavoro con nuovi contratti. Sono nuovi contratti di lavoro, per cui potrebbe esserci anche qualcuno che si ripete, non sono codici fiscali, ma non ha importanza, era per dare un'idea. Il 68,53% sono italiani e quindi 31 e qualcosa sono stranieri. Tenendo conto che sullo stock che noi abbiamo storicamente circa un 20% scarso sono stranieri, è evidente che se adesso ne stiamo avviando di più vuol dire che il contributo in questa fase anche di ripartenza, il mercato del lavoro sta avendo una fortissima spinta di ripartenza, è fatto da lavoratori stranieri. Vi tralascio le provenienze, i settori tra uomini e donne, perché ci sarebbero tante considerazioni, che anche le cose che sono state dette benissimo prima in questo momento, però sicuramente il tema, noi abbiamo una grande e importante quota che riguarda, per quanto riguarda gli stranieri, le donne over 35, addirittura over 50, che riguarda tutto il mondo dell'assistenza familiare regolare, perché noi abbiamo questo difetto e facciamo i contratti regolari, ma in ogni caso ancora il poco meno del 60% è manifattura, attività produttive, eccetera, a conferma di quanto veniva detto prima. Allora provo a dire delle cose, veramente mi scuso perché semplifico la cosa in maniera terribile, però io ho segnato 4 temi. Uno è quello dei permessi di soggiorno. Io ho apprezzato molto le cose dette prima dal professore Della Zuanna. E io vengo dal periodo delle quote, le quote non vengono più fatte dal 2010, no? La motivazione è perché tanto sono tutti quelli che vengono per richiedenti asilo. Noi continuiamo ad incrociare quasi esclusivamente oggi, negli ultimi anni, richiedenti asilo, ma i richiedenti asilo è un caos, perché sostanzialmente non c'è. Allora, le quote avevano tanti 2000 difetti, io ricordo poi le sveglie all'alba del 2 di gennaio a prendere i posti, poi click day e tutte queste amenità, però prevedevano lavoro subordinato, c'era una verifica ex ante, prevedevano il lavoro subordinato e prevedevano l'alloggio, in qualche modo si doveva dire, quindi veniva fatta una verifica, retribuzione, l'inquadramento, che cosa mi dai, veniva fatto un tracciamento di un certo tipo, con tutti i difetti. Guardate, poi io come dire, mi ci sono scontrato, per cui questa cosa su tutto il percorso della richiesta d'asilo non c'è. Fra l'altro il permesso, ovviamente, per cui lo dico sapendo quello che sto dicendo, non che dico, però il permesso per richiedenti asilo e poi anche il permesso che viene dato dopo come asilo, protezione sussidiaria, tutte le amenità che ci siamo inventati negli ultimi anni, che hanno un senso, una logica, però non sono collegati al lavoro.
E quindi ma non sono collegati neanche al lavoro subordinato, per cui è evidente, secondo noi, dalla nostra esperienza, prestano un po' il fianco ad avere situazioni dove non si capisce quando scade il permesso, quel contratto posso fare, non c'è neanche un incentivo da parte del richiedente asilo di avere la voglia di potersi rinnovare o comunque vedersi rinnovato un percorso, avere dei punti in più per avendo un contratto di lavoro. E io dico, perché non provare a condizionare, non pensavo di dirlo così forte, ma visto altri stimoli, anche secondo me più forti di quelli che posso portare io, perché non condizionare in qualche modo, con attenzione, perché stiamo parlando di permessi di lavoro di tipo umanitario, che hanno quindi una logica soggettiva della persona, con tutte le difficoltà poi di verifica, ma ovviamente perché, lo cito, se noi abbiamo tantissimi che sono del Marocco o dell'Albania, che noi intermediamo, abbiamo una quota importante di questi lavoratori, guardavo prima i numeri che venivano dati anche sullo stock di quanti lavoratori sono per motivi umanitari, va bene, però forse qualche ragionamento dobbiamo fare. Noi non abbiamo lavoratori del Venezuela, non abbiamo lavoratori di altre parti, abbiamo molti sudamericani, però c'è qualcosa, che veniva detto meglio di come posso dirlo malissimo in questo momento, che lì non funziona, e invece forse le proposte che venivano fatte prima a noi le sposiamo. Il secondo aspetto è la mappatura delle competenze. Noi non sappiamo queste persone che cosa sanno fare. E cito una cosa che veniva anche questa prima: ottimo il lavoro che via via negli anni fanno le questure, le prefetture. Nel modello C3, che è il modello che viene rilasciato, adesso non vi tedio, sono cose che non sono più neanche io ormai addetto ai lavori, però il modello C3, che è quello che viene rilasciato al momento sostanzialmente della configurazione della richiesta dell'asilo, ci sono delle domande che sono, qua ho un esempio di una che è disegnatrice, una peruviana disegnatrice, titolo di scuola media, diploma superiore, professione o mestiere vuoto, lingue parlate, spagnolo e italiano, compilata questo modulo dal vice ispettore della Polizia di Stato. Allora, è evidente, per quanto mi riguarda, che questo lavoro non possiamo farlo fare alle persone delle prefetture e delle questure bravissime, che si impegnano tantissimo, sono sommersi, che devo dire negli anni, nella nostra esperienza, ci hanno aiutato con il buon senso per risolvere tanti problemi, però devono essere fatte da chi queste cose è in grado di seguirle con più attenzione. Per cui mappatura delle competenze, perché poi, essendoci questa grande difficoltà di trovare personale, eccetera, la formazione italiano di base e tutto il resto, anche per consentire a delle situazioni anche di opportunità di crescita sociale, professionale di queste persone, se no rimangono ingabbiate nella trappola. Dopodiché c'è il tema, chiudo e dico due cose finali, della tipologia di contratti. Io sono sostenitore del fatto che questo tipo di figure che entrano devono avere il più possibile, cercare di spingere le modalità per avere rapporti di lavoro subordinato, che possono essere tracciati dai centri per l'impiego, dalle agenzie stesse e dall'INPS, e quindi avere anche una mappatura e un controllo e una possibilità di vedere le evoluzioni della forza lavoro. Allora, da questo punto di vista, lascio stare tutta la gestione degli stagionali, che è ad esempio dove noi agenzie, siccome non siamo stagionali, non abbiamo cose, non possiamo neanche dare una mano per sistemare, per cui quello che noi possiamo mettere a disposizione, al di là di, per quanto mi riguarda, sottoscrivere e lavorare su alcune delle proposte che venivano fatte prima, mettere in campo il ruolo della PL, delle agenzie per il lavoro, che è sempre stato un po' messo da parte e che forse, secondo me, potrebbe, se noi abbiamo un'autorizzazione ministeriale, siamo conosciuti, identificati, abbiamo una struttura di persone che tendenzialmente è portato a fare quello, abbiamo l'incontro con la domanda, possiamo fare la mappatura della domanda e dell'offerta, prima si parlava della rilevazione dei fabbisogni, possiamo anche fare dei contratti più lunghi del fabbisogno specifico, perché comunque queste persone entrano con un contratto a termine, ma noi potremmo anche, attraverso la nostra bilateralità e quello che abbiamo negli anni costruito come sistema, immaginare anche contratti a tempo più lungo, che hanno al proprio interno anche delle forme di ammortizzatore sociale pagato dalla bilateralità, se non dalle agenzie stesse, e abbiamo, come molti di voi sapranno, il 4% di contributi in più, per cui noi possiamo fare molta formazione a spese nostre, con tempi rapidi e facili. Per cui un po' quello di dire è capire come mettersi a disposizione in maniera più proattiva, sempre in una
rete, io direi pubblico-privato, ma dove credo che le agenzie che sono lì, che fanno quello e che in questo momento fanno fatica a rispondere al mercato, però potrebbero con professionalità e anche essendo dei soggetti, ripeto, individuati, noi siamo autorizzati dal Ministero, accreditati dalle regioni, si sa dove siamo, abbiamo i curriculum delle persone depositati al Ministero, cioè abbiamo, credo, delle caratteristiche che forse potrebbero essere usate. Sulle regolarità, dico l'ultima roba, Giorgio, e poi finito, anche in un'ottica dello sviluppo sostenibile, del racconto, raccolgo e rilancio una proposta che fece l'anno scorso il dottor Pone, che è il direttore regionale dell'INPS, dice, ma perché non lavoriamo, non torniamo a lavorare e rilanciare il tema del rating contrattuale, cioè invece o non solo andiamo a cercare chi farà nell'ottica anche della sana concorrenza che veniva richiamata prima, perché poi chi delle imprese, io penso alle agenzie, che comunque non si comporta regolarmente, poi fa un danno a quelli che cercano di fare le cose al meglio tutti i giorni. Perché non invece valorizzare con rating premiato dalle associazioni di categoria che sul mercato abbiano valore? Cioè io voglio anche immaginare che quando mangio un pomodoro, ok, qualcuno mi dice che quel pomodoro è stato raccolto da qualcuno che aveva un contratto regolare. Adesso l'ho detta male così, ma mi scusate vista l'ora e quindi punto. Bello. Grazie. Grazie, bravo. Gigi Copiello, e poi ti facciamo rapide conclusioni. Devo dire che l'incontro è stato straordinario per quello che ho ascoltato. E lo dico perché in questi anni si sono sentite le cose che non sentiamo mai. Perché in questi anni tutti o abbiamo parlato di sbarchi, di invasioni più o meno barbariche, o abbiamo litigato sullo ius, sulle varie forme di ius. Cosa succedeva in mezzo non è mai stato questione rilevante, importante. Diciamo, le abbiamo affidato al mercato, però io cerco di dire cose che non sono state dette di poche. No, e le dico così, data l'ora, e come mi succede spesso peraltro. Il mercato registra questo fatto, che l'Italia è un paese che ha una forte emigrazione pregiata, e il Veneto all'interno dell'Italia si distingue in questo: esportiamo parecchi ragazzi, eccetera, eccetera, e abbiamo un'immigrazione che non è pregiata. E tra l'altro lo dico perché qui abbiamo visto i dati rispetto alle professioni, i conciatori piuttosto che i muratori e così via, ma la domanda delle imprese ormai è una domanda che non fa più distinzione tra pregiato e non pregiato, c'è bisogno di tutto, ma di tutto, a qualsiasi livello. E se non troviamo nell'immigrazione anche, cioè, oltre che per le basse professioni, per le altre, non sappiamo dove andare letteralmente. E non so chi l'ha detto, Covid o non Covid, perché questa storia era presente dentro il Covid, figurati adesso. Allora, permettetemi, io ho avuto qualche collaborazione con la Caritas diocesana di Vicenza. Attenzione, per noi gli africani sono tutti neri, ma gli africani non sono tutti neri, cioè nel senso, e non è solo questione di guerre, cioè i flussi all'origine non li decidi, cioè voglio dire, sono straordinariamente precisi. Chi arriva in Italia è selezionato all'origine, e quando arriva in Italia ha fatto una scelta di arrivare in Italia piuttosto che in un altro paese. Una scelta, cioè la battuta. I siriani se li sono presi tutti i tedeschi, ed è un'altra storia. Se noi abbiamo altre, è perché noi stessi ci siamo fatti selezionare. Mi spiego? Cioè, certe zone dell'Africa dicono, piuttosto che venire in Italia, se posso vado in Francia, vado in Inghilterra, eccetera, eccetera. E a noi rimane il resto. Potrei dire, perché dove arrivano i nigeriani, mezza Africa non ne vuole sapere. La storia è loro. Mi spiego.
sappiamo cosa vuol dire. Ecco, questo è il risultato che abbiamo in Italia per esserci mai occupato dei reali mercati che si muovono. Ma per dire, permettetemi, ancora 10 anni fa, io ricordo sul Sole 24 Ore una protesta formale, una richiesta di Confindustria di Piacenza al prefetto, al questore, al mondo, perché il prefetto e il questore intervenisse nella logistica di Piacenza che stava nascendo perché fossero rispettati i contratti. Ma non come ce lo chiedeva Confindustria di Vicenza a Giorgio e a me, perché noi andavamo oltre i contratti. E lì, per dire, sono state fatte fuori, cioè anche il sindacato non c'è più in quella situazione lì. Perché, voglio dire, quando arrivano quelle etnie, diciamo, il livello di percezione, di consapevolezza del diritto, del contratto e così via, è tutta un'altra storia. È tutta un'altra storia che non ha nulla a che vedere con quello che pensiamo noi. E quindi abbassa il livello, no, di eccetera, eccetera, in maniera... qualcuno ne ha già parlato della logistica, è tutta fuori regola, tutta, adesso esagero, ma insomma, ma ripeto, perché noi stessi come paese ci siamo fatti selezionare, abbiamo accettato questa selezione. Ed è dura invertirla, è dura invertirla. Spiegare a certe parti dell'Africa che in Italia si può anche fare certe cose, certe professioni, certi lavori, avere certi diritti, non è molto semplice, perché loro si sono convinti del contrario. L'altra battuta, ricordo un fatto, ecco, attenzione quando si parla come si dice, anch'io, lasciatemi dire, io quando ho visto che i tunisini sbarcavano a Lampedusa, chi mi conosce si meraviglierà di quello che dico, io quelli lì, come arrivavano, li prendevo e li portavo a casa. Non è possibile che i tunisini sbarchino a Lampedusa, non c'è nessuna ragione, però ne sono arrivati tanti. Però parliamoci chiaro, se andiamo a trattare col governo tunisino per dire questi non arrivano per barca, devono arrivare, eccetera, si fa come quella volta che Belgio-Italia è lavoro in cambio di carbone. Cioè non è che il governo tunisino ti dica sì, guarda, li fermiamo e te li mandiamo in aereo. Lo fa? Quanto mi dai? Perché sono paesi che evidentemente, come l'Italia aveva il bisogno del carbone, anche loro hanno bisogno di qualcosa. Quindi se vogliamo intervenire su questi mercati non è gratis, ma lo dobbiamo fare se vogliamo invertire le rotte, essere un paese accogliente in termini di capacità lavorative. Se no rischiamo che quelle capacità lavorative che arrivano nel nostro paese distruggono le capacità lavorative del paese. Non so se mi spiego. Ecco, concludo. Da questo punto di vista, già le avete detto, le esperienze che si stanno facendo sono straordinariamente positive, ma abbiamo bisogno, mi pare, ne parlava Berlaffa, no? Di una Bertuola, beh, insomma, se capiamo. Abbiamo bisogno di affermare in un paese che non ha fatto nulla un sistema di legalità su queste esperienze. Lo dobbiamo fare. Guardate, per esempio, la lingua italiana è un diritto, un dovere. Chi è in Italia, comunque, prima di leggere e scrivere, di fare le carte, di aspettare e così via, ha un diritto e dovere di fare un corso di lingua italiana. Lo dico, nel mio paese, a Sandrigo, c'era una scuola, poi il Covid ci ha fermato, che è un grande diritto soprattutto per le donne. Per le donne. E parlo di diritto in questo senso. Quindi stabilire, no, poi si faranno i punteggi e così via, che c'è un diritto-dovere per chiunque arrivi in Italia di frequentare una scuola di lingua italiana è una grande precondizione a qualsiasi altro ragionamento. La formazione professionale, finché non hai niente da fare o nell'attesa e quant'altro, c'è quanta formazione professionale che voglio dire, ce n'è e non ci sono obblighi e problemi. No, non c'è un padrone da trovare, c'è una scuola da frequentare. Ecco, magari assicurandoci che da Bologna in giù la scuola serve a chi arriva, non a chi c'è. Perché no, succede anche questo nella formazione professionale che è fatta più, vabbè.
e poi i vari diritti sul lavoro. Però c'è bisogno, ne parlavi tu, ma mi pare è venuto fuori, c'è bisogno che questo paese si dia una politica per l'emigrazione, che c'è, dopo aver perso tanto tempo per quella che non c'è per il resto, insomma. Mi pare che ce ne sia bisogno e quello che è venuto fuori qua c'è. Grazie. Allora, ringraziamo Gigi da ultimo e tutti gli intervenuti e i coraggiosi che sono rimasti, perché siamo oltre mezz'ora rispetto alla tabella di marcia, quindi vuol dire che la cosa è stata interessante. Io non aggiungo nulla perché se non quello che già dicevo, cioè queste cose che sono state dette, soprattutto le esperienze portate, ci rafforzano molto nell'idea e anche credo l'approccio che io ho apprezzato anche della regione positivo, insomma, di cercare di trovare delle soluzioni, insomma, no? Poi bisogna vedere se questo si traduce anche in determinazione, anche nella modalità in cui si organizzano per esempio i dipartimenti, perché vuol dire molto anche questo. Noi cerchiamo adesso di raccogliere questi spunti che sono stati dati e magari nelle forme possibili, magari anche con una cosa anche fatta invece stavolta non in presenza, magari un aggiornamento fatto a livello, provare anche ad approfondire un po' questo discorso. Prima vi dicevo l'ASVES, come l'ASVIS nazionale, insomma, è organizzata per gruppi di lavoro, insomma, e questo può essere un gruppo di lavoro che magari torna a riflettere su questa cosa. Ovviamente vi coinvolgiamo, vi invitiamo, ripeto, possiamo farlo per via non, anche senza presenza, in modo tale da provare ad alzare un po' in qualche modo il livello della proposta, insomma, no? Facendo proprio tesoro anche delle molte cose che abbiamo sentito che poi pragmaticamente sono andati avanti, insomma, e le potenzialità che ci sono. Quindi concludiamo qui adesso. Ancora grazie per la presenza, grazie a chi ha lavorato gratis, insomma, no? Perché che ci ha dato anche degli ottimi spunti. Spero, non sono sicuro che sia stata registrata questa nostra conversazione, però nel caso se non è stata registrata faremo una ricostruzione un po' rapida, insomma, e la faremo girare. E così come vi chiedo se avete anche altri contributi, eccetera, eccetera, magari che nel tempo anche un po' tiranno sono andati rappresentati magari solo parzialmente, di poterlo. Apriamo una sessione di un mese di lavoro, insomma un mesetto di lavoro, in modo tale che possa essere ulteriormente approfondito questo tema sulla base dei tantissimi spunti che sono usciti stasera, dei quali appunto ancora vi ringraziamo. Concludiamo, sì, se c'è qualche battuta, ecco, sì, prego. Sì. Sì, purtroppo i tempi sono. Sì, sì, certo. Certo. Sì, sì. Poi ci scambiamo i riferimenti, così continuiamo questo approfondimento. Va bene? Grazie anche per questo intervento, buonasera a tutti e
E l'uscita credo sia